Eccoci qua, tutti in diretta finalmente. Stiamo aspettando questa diretta ormai come fosse una cosa veramente, guarda, È un passatempo ormai, un passatempo per tutti. Aspetta, mettiamo un effettino pure qua. Così ce l'abbiamo. Anche se naturale non era male. Però va bene. Vabbè, uguale. Purtroppo hai capito? La festa, ma c'è una diretta, non chiama. Raffaele Lupo. Ragazzi, tutto bene? Allora? Mi rassegno. No, ma poi non ci capito perché con la luna ti chiamano, capito? Cioè, questo è un problema. Perché ti chiamano lo stesso con la luna? Con la luna sì, fa lo squillo. Ah, perché tu ce l'hai nei preferiti forse? Perché non può essere. Sì, mio fratello. Nei preferiti ce l'hai. Vabbè ragazzi, noi ci siamo attrezzati un po' meglio stasera per avere una visuale un po' più sistemata, diciamo, di questa diretta. E quindi buonasera a tutti da parte di YouTube, un bacio a tutti gli amici di YouTube e un bacio a tutti gli amici di Instagram. Buonasera e ben trovati. La connessione, siamo tutti connessi, tutto quanto, abbiamo 550.000 di noi. Staccalo Nicola, non mi serve, staccalo, poi dopo lo risolviamo. 96. 96? 4 minuti. E allora ci sta un panino. Ragazzi, ci siamo attrezzati per... Nicola, saluti? Ciao. Ah, stiamo a 96. Vai, parlo con tutti la piscina. Ci siamo messi di tutto e di più, ragazzi, per stare in compagnia. Tutto bene, amici di Instagram? Che dite? Pacchiotti. Si blocca, dicono. Lo so. Non fa niente, annulliamo, altrimenti non facciamo niente. E tu sei sicuro che è questo? Sì, perché si stava portando tutta la linea. Guarda, adesso si vede che dovrebbe essere questo qua. Mi vedete adesso tutto bene? Si vede bene? Tutto bene ragazzi? Ma qui però non è che si vede. Mo' riprende. Purtroppo siamo tutti connessi, Nico, mi fa una cortesia, metti dopo perché altrimenti noi andiamo proprio in diretta. No, va bene. No, niente, va bene. Ragazzi, buonasera a tutti gli amici di YouTube, ci stanno scrivendo in tanti e siamo molto contenti di questo. Grazie che state aspettando, diciamo, con ansia questo appuntamento, no? Ormai ti dà l'appuntamento. Ormai è come se fosse la televisione in tempo reale, la televisione in tempo reale, ragazzi. Però è bello, dai. No, va bene. La diretta di ieri sera. Così. Magari. La diretta di ieri sera ha avuto grande successo perché abbiamo fatto quasi 20.000 visualizzazioni. È una diretta streaming di YouTube, parliamo, Invece quelle di Instagram hanno superato i 40.000 oggi, quindi siamo veramente contenti. In televisione c'è Amici e su YouTube ci siamo noi, penso un po' tutti. Tra un po' mi chiamerà De Martino, Daniele, ho promesso di chiamarmi stasera e quindi siamo veramente contenti. E niente, condividiamo questa bella diretta anche adesso su Facebook, come abbiamo fatto ieri sera. Copiamo. Io ho messo, non so se si vede da YouTube, ma ho messo fermiamo il coronavirus, io resto a casa come hashtag sulla pagina ufficiale, quindi quando aprite Tony Colombo su Facebook vedete che è la prima cosa che vedete sulla pagina, perché secondo me è giusto, voglio dire, dare e vedere questo messaggio dappertutto è la cosa più bella secondo me che si può fare in questi giorni. Chiamiamola così, restiamo a casa, 13 marzo 2020. Facciamo adesso live. E pubblichiamo anche questo. Ti va tutto bene? Sì, tutto Ma tu intendi farmi parlare? Perché il macchiotto? Dobbiamo spegnerlo, altrimenti nel copyright con YouTube ci bloccano tutto. Mimmo, scusa. Mimmo, ci puoi bloccare questa
l'audio di questa televisione, per cortesia. Intanto un bacio a tutti i 1300 amici che ci sono su Instagram, per cortesia. Le lupa... Sì, ho chiuso, l'ho staccato io. No, non so prendere No, l'ho staccato poi. No, l'ho visto già. Il caffè? Non c'è ancora un po' di caffè, mo? Tino e Titina. Francesco Gnoffo. Ciao Francesco. Un bacio, Francesco, un bacio da parte nostra, solo che non si vede bene. Ho visto. Abbiamo la... Vabbè, il problema è anche che c'è tutto il mondo in questo momento capito, con la rete, con tutti connessi, Siamo 1500 su Instagram, amore. Ragazzi, un bacio, grazie. 1522. Un bacio a tutto Instagram. Usate quella freccetta piccola in basso che c'è così, la vedete quella freccetta in basso qui? Cliccate sopra e inviate questa diretta a tutti gli amici vostri, a tutti quelli che ci stanno seguendo, tutti quelli che sono fan nostri, magari non sanno che siamo in diretta, magari stanno terminando di mangiare la cena. Ieri sera è stata una diretta molto bella. Ma i miei capelli che mi sono fatta lo shampoo da sola, ragazzi. Non si può spiegare. Sì, bello stesso, scusa, che Non me fa? li so aggiustare. Sei bella lo stesso, che fa? Non mi piace. Il 3 di aprile sarete tutti quanti con i baffi, tutti quanti... Sicuro, perché non può essere, sarà proprio, lo diciamo. Va bene, intanto un bacio a tutti ragazzi, stasera serata... Le 600. Abbiamo YouTube che ogni tanto si blocca, abbiamo questa linea che stasera sta facendo un po' di KPC, è un po'... ci sono tutti connessi, Tutti in diretta. la banda è bassissima. No, stasera Ma vogliamo parlare della tua maglietta? l'ho messa apposta, no? Wow. Romeo e Giulietta abbracciati, scusa. Ragazzi, è tutto fatto apposta. Mary, vuoi salutare? Vieni qua, vieni. No, quella non mangia. No, ma non stai mangiando proprio, vieni no, qua. scherziamo. Nico, spostati che questo cade tutto, Ragazzi, un bacio. Mary, vieni qua. Vieni. Fa vedere a tutti che stai mangiando la cioccolata da 5 giorni. Vergognati. Qua, guardate qua. No, io no. Sei proprio capito, sei proprio distrutto l'immagine di YouTube. Peccato. Abbiamo una banda bassissima. Speriamo che durante la serata sia giusto un po'. Su Instagram invece? Su Instagram tutto bene. Andiamo bene. Bellissimi su Instagram. Ragazzi, intanto un bacio a tutti i ragazzi di Instagram. Riesci a fare un augurio a mio zio che è in ospedale? Certo, assolutamente. Paciletti, un bacio a tuo zio. Un bacio a tutti quelli che sono in questo momento negli ospedali, ragazzi. Tutte le persone che stanno in carcere, tutti quelli che in questo momento stanno soffrendo più del normale. Il caffè è arrivato a te? A me no, amore, non lo so. Quello di prima è lui che... Un bacio a mio papà che ci sta seguendo, Ciao Marcello. Tu sei la più bella innamorata. A quante ragazze conosciute. Maria, saluta, vieni qua. Mi regalate una vita. Come fa vivere giornate. Non vivo per fatto amore. O facendo solo con pensiero. E coraggio a tutti e due chiamate. Si chiama scioglia. Benvenuti a tutti, un bacio grande. Ciao Ivan, un bacio grande. Lo so, Francesco, ma no... Ciao Francesco, un bacio, non riesco a trovare la base, Francesco. Quella è una canzone che non posso cantare col pianoforte, bisogna cantarla per forza con la base. E quindi non la riesco a fare. C'è questa canzone dedicata a suo canzone, ragazzi, che si deve fare per forza con l'organo. Madre di grazia, vieni a me. Tu, Madre
Madre Santa, Madre Pia, che accoglie ognuno, tante peccati, ci a te, e a te quell'innocenza c'è, e ognuno attende la pace che solo tu puoi donare. Ce l'abbiamo fatta. Siamo riusciti, un po' più svecchio, ma siamo riusciti. Francia è dedicata a te, va bene? È complicato, ci sono una marea di accordi. Cugino Peppe. Un bacio a Peppe da parte di Francesco, mua, vi voglio bene, un bacio anche a tutta la mia famiglia. Buonasera Maria, sto scrivendo a Tina ma non legge. Se fosse possibile Tony con la sua voce canterebbe Salve Regina in siciliano. E quale Salve Regina? In questo momento con angosciante preghiera e un'angosciante preghiera cantata. Salve Regina. Salve Regina in siciliano. Non lo so ragazzi, veramente. Mi state dicendo una cosa che mi sta spiazzando. Aspetta, perché voglio capire. Allora, Salve Regina, scriviamolo qua. Salve. Ah, è un canto latino. Un canto Sacro Cuore, non è questo? L'ho visto. Grazie Enzo, lo so, l'ho visto. Un'altra bella diretta in compagnia, Angelo. Grazie. Stasera, se ci riusciamo facciamo un paio di sorprese. Intanto un bacio a tutti i romani che ci stanno seguendo da YouTube, da parte nostra. Cantiamo qualcosa? Non lo so perché si blocca su YouTube, perché YouTube ha bisogno un po' più di linea. Maria, o parli o fai segni. Ascolta, c'è Cristina che sta seguendo la diretta, non Sì. so se hai visto. Ah, Cristina. Cristina del centro? Certo, Un bacio E Cristina. saluti a Laura De Rosa, la figlia. Ciao Laura De Rosa e soprattutto un bacio a Cristina da parte nostra, ti vogliamo bene. Ma Cristina, ci vuoi come pane. Prima di sposare, dicendo che con me c'è fatto amore, non può cancellare sto sentimento calmo, sì. Questo vestito bianco la sapevo a queste case di si dice la verità prima di sposare prima c'è tua vita mi fa voglio sapere se tu muori. Ciao Raffaello Paz e non chiagni tutto può cambiare e non si me prima innamorata che torna a stare. Un bacio a tutti, diciamo su YouTube che non si vede bene la diretta e quindi sto soffrendo per voi. Siete intanto in 200 quasi, su YouTube. Non ci a vedere per niente ragazzi, Ti aspetto a Milano, non è il caso. In questo momento non è il caso ragazzi, ma sicuramente ci torneremo presto. Vediamo se troviamo Maria Esposito. Amo. Mary Esposito? La dobbiamo contattare, contattala. Come faccio? Contattala. Mary? No, da qua. No, da qua. Sempre da Instagram. Ah, no, aspetta, forse c'è il numero. Bravo. Se c'è il numero in me. Ragazzi, avete finito di mangiare? Dove ci state seguendo? Ragazzi, purtroppo lo streaming di YouTube non si vede bene stasera, non lo so perché. Ragazzi, ho visto che state mangiando tanto, eh? Finitela.
Mary, parliamo anche con te. Massimo del Piano Indifferentemente, un bacio Massimo da YouTube. Mi manca la cucina di Titina, la Felo Pazza. Anche a noi, la dieta. La ma ti ricordi che mangiate ci facette? Non è più il caso, non è più il caso, ma siamo tutti a dieta. Ce la facciamo. A Fragola un bacio da parte nostra. Dove ci state scrivendo ragazzi? Scriveteci la città. Forza! Saluto i miei cugini, Tony Colombo, un altro Tony Colombo dalla Sicilia. Tutti i miei cugini, un bacio, vi voglio bene. Ma la compagna mia, ma la catena. Ora ci cantiamo un po', chiaro? Ma mi sembra che l'abbiamo cantata ieri sera, ma la catena, eh? Ah, ti? Non c'è il ricorrettivo automatico. Vediamo un po'. Mio padre, dov'è? Lo sai da non mami, ma la mi fate schiavere, mai te perdone, non cade fammi desiderare un po' che bene, voglio papà che lacrime, ma la catena. Ma 18/7/1970, Festival di Napoli, ragazzi. Malacatena. Bella, eh? Bellissima, bellissima veramente. Mi scuso con gli amici di YouTube che purtroppo non stanno riuscendo a vedere bene, ma non è colpa mia, ragazzi. Dice 100 catene, il corredo. Ma correte starà avendo proprio capito. In questo momento siamo in diretta anche su Instagram, quindi se volete seguirci purtroppo non si vede bene da YouTube. Guarda qua, guarda quando porti la scritta. Vedi che dici Mario? Che c'è? Fotoromanzo, sotto le stelle, sto perdendo a te. Ragazzi, entra un attimo il nostro Jolly in linea, eh? Eccoli. Saluta. Buonasera ragazzi, approfitto, saluto, mi sta guardando solo tu Ok. a piacere. Mo ti voglio perché dire- ha mo- scritto un bel messaggio per voi. Ma ti voglio dire una cosa a te. Dimmi. Perché hai buttato una tazza di caffè? No, l'ha portato Maria, 2 Dico, ma noi siamo una cosa, io lo so, però ci Però c'è vuole... un diversi. Maria, Uno sta qua. ma posso mai fare questo, Maria? Ma è possibile che siamo dorti, guarda, fine, capito? Perché? Che Perché non normalmente sta- perché il caffè è 1 chilometro, non è colpa mia. Perché la gente non sa che tu se non ti lamenti Non dalla so. mattina alla sera Lo zucchero perché il dietro finisce. è finito dietro. Ma lui è la guarda paranza. È perché si stacca, si blocca. Ci vediamo dopo. Scendi pure tu. Ah, qua? Che ne so, ci vediamo. Ma siamo quelli là. Come bello sotto le stelle, sento fritto in coppa belle. Stavo già facendo amore, già te reggo il dolore. Come bello insieme a te, sto sperando che lo suona e 45 anni fa. Com'è bello sotto le stelle, che la vita mia brilla. C'è perché tu sia la cosa più importante. Una luna fa gelosa, sa nascondere le stelle.
donna più bella, mo sei tu. Quando vi piacciono le canzoni, per cortesia, mettete il commento con i cuoricini. Va bene? Mettete i commenti con i cuoricini se vi piacciono, così almeno sappiamo se vi piacciono. Giusto? Ragazzi, caffè freddo stasera, non lo so che è successo, non lo so. Sognare. Non lo so Mimmo che cosa è successo stasera. Caffè freddo, non lo so. Mi devo rassegnare ragazzi, purtroppo la domestica che non sa fare niente. La licenzierò. Ragazzi, se vi piacciono le canzoni che cantiamo mettete i cuoricini, commentate con i cuoricini. YouTube intanto è sofferenza al massimo, quindi... Eccola qua Mary. Ma Ci che sta, ci vogliono sta. dire? Vai, vedi se la troviamo. Vediamo Ciao Mary! Guarda che si come. Vai, che vuoi cantare? Vai! Lo sai che così sei più carina? No, dico così sei più carina. Lo so, sono carina come si quante come sono carina. Scusa, andiamo. Mary, ma tu già di tuo stai a casa 24/24, che vediamo sempre i tuoi video. Ragazzi, io sto impazzendo, Tony. In adesso io mi sento male. Io sono un sacco di persone qua dentro che parlano solo loro e mi smettono. Passerà. Mary, passerà. Malissimo, ragazzi, veramente. Penso pure per voi la stessa cosa per un artista, secondo me, che è abituato al pubblico, alla gente, a stare in mezzo alla gente, è dura. Non è È facile. dura per tutti, nella maniera più assoluta, però mamma mia, brutto. Lo so, purtroppo noi che facciamo, come si dice, che viviamo per strada, viviamo in mezzo alla gente, stare così è molto molto bello e piacevole perché fa sempre piacere quando poi una sera non si lavora. Però dobbiamo rimanerci, cioè nel senso non è facile. Sì, è dura, e ho visto che ti stai pure allenando. E che già fa, Per forza. Mi sto mettendo in forza quando poi dobbiamo ricantare. Però dai, è bella questa cosa che comunque le persone lo desiderano, questo mini concerto che tu Certo, fai. certo. Perché questo è un mini concerto. Sì, Questa è l'occasione che tu dai alla gente di ascoltarti dal vivo. Secondo me è una cosa bellissima quella che stai facendo. cerchiamo di fare un po' di compagnia, dare un po' di sostegno, voglio dire, a chi magari in questo momento sta soffrendo più di noi, quindi... Sì, c'è sempre chi sta peggio di noi, assolutamente. Sì, Ma noi- abbiamo la compagnia, abbiamo qualcuno con cui ridere, abbiamo la forza di prendere le cose in maniera più leggera. Sì. Però, così. Comunque stiamo bene di salute, siamo in famiglia con persone che amiamo, ci sono persone che vivono da sole, che non hanno un tetto e in questo momento ragazzi è veramente veramente grave. Assolutamente, però non voglio rovinare il momento che tutti stavano aspettando, quindi partite pure col concerto, io me lo godo da qua, come sto godendo in Dina. Grazie, Vi voglio bene. ciao Mary, grazie, Ciao ragazzi. ciao Me. Ho una sorpresa per voi, un regalo, un regalino. Vediamo se lo vedo, vediamo se lo vedo. Vediamo se lo vedo. Vediamo se lo vedo. Eccolo qua. Vediamo se ci riusciamo a fare questa. Eccolo qua! Ma oggi ti sei fatto il giro di tutte le nazioni italiane, di tutte le reti nazionali italiane. Che vuoi fare? Guarda, è una Che cosa bello. imprevedibile, Tony. È bellissima sta Quello che cosa. stiamo vivendo è imprevedibile, tutto quello che stiamo vivendo. È tutto imprevedibile, assolutamente, perché chi se lo aspettava Andrea all'improvviso? Assolutamente no. Io, come ho detto a parecchi questa mattina, e tu sei un artista e vivi di questa sensibilità,
avrei voluto non viverlo questo momento Beh, magico, ovvio. perché significherebbe che eravamo liberi di uscire, di stare con il nostro pubblico, e invece la vita ci ha messo ad una prova, e questa è una piccola consolazione che mi ha regalato spontaneamente la città. Che La città. bello. È bellissimo e soprattutto è bello condividerlo. Io stasera ti ho voluto in diretta con Mi ha me fatto molto piacere accettare la diretta con te, perché siamo quando... conosciuti in un'altra circostanza molto bella, non tutti lo sanno, ma io ho conosciuto te e la tua signora in occasione della raccolta fondi per Ciro Esposito a Sì. Palaborgo. Sì, sì. Ricevetti il tuo invito, cantammo insieme sul palco, e quindi già all'epoca fu una bella circostanza, e anche adesso mi ha fatto piacere ricevere il tuo complimento, la tua voglia di entrare in diretta, e ho accettato con molto piacere. È una cosa emozionante. Oggi ti ho visto da Barbara ed è stato emozionante guardare e sentire tutto il quartiere che E cantava. voi la conoscete molto meglio, tu ci sei stato tante più volte rispetto a me. No, ma Barbara è così, Barbara non se ne frega, cioè basta che ci piace una cosa. Un caffè di tuo banale. Sì, lei è così. Ed è come la vediamo, nel senso, pure dal vivo è così. Sì, realmente è così. È così. Lei vive di questo ed è napoletana, cioè ci tiene. Esatto. Se la difende con i denti, se la difende con i È denti. stato bello. Lei è stata la prima ieri a condividere la storia, diciamo, di questo flash mob. Oh, però io voglio partecipare, io ho una richiesta da farti al concerto. Vai, C'è una canzone che tu cantavi, forse non canti più, ma che a me faceva impazzire, che è in siciliano. non faccio per tia. Vai, Te la dedico. E poi dopo ci fai un po' che lo abbracci, vero? vai. È perché è il momento giusto per dire abbracciamoci. Anche da lontano ci dobbiamo abbracciare. È quasi notte e io ti stavo pensando. Sopra me letto italiano una fotografia. Così lontana però ti penso sempre. Picchiato pagine non piace, non faccio per te. Però stasera ti voglio rubare, ti porto con mia. Dentro me letto ti voglio guasare, tu sei malattia. E poi domani toccare, un domani spocchiare, perché ne fanno male, perché non vanno stavori, perché lontano non potevo stare, religione non ama accampare. Se penso che andiamo a lasciare, mi sento male, male. Andrea, dedicata a te. Bravissimo. Questa è una canzone che ho scritto nel 2000 ed è stata una grande emozione perché era la prima mia canzone in siciliano e all'epoca fece risvegliare tutta la Sicilia, tutti i cuori di quelli che amano la musica siciliana. Ha il sapore di un classico. Ha il sapore di un classico. Ma tu lo sai che io ho conosciuto mia moglie? Sì. Mia moglie che poi mi ha regalato mia figlia Gioia. In Sicilia, a Messina. Lei è napoletana come noi, però l'ho conosciuta in Sicilia perché io stavo in un villaggio turistico a Messina, a Porto Rosa. A Porto Rosa, meraviglioso. Posto E bellissimo. Ci siamo conosciuti, quindi io la Sicilia, anche se non ci sono mai stato a cantare, lo sai. Ci Veramente. sono ancora. E ci andrai prestissimo perché la Sicilia già ti ama, quindi. Vai, quando vai tu. Sicuri. Magari facciamo un concerto insieme in Sicilia. Perché no? Vai. Andrei, sono felice e ti lascio vai, 30 secondi di abbraccio che ce la fa Andrei. Dai, Vai. vai. Più bella se la faccio insieme. Ma che te la fai? Vai, re faccio. Vai! E allora sì, Abbraccio.
ma che pochi se ne fa. Se tutto tempo che è passato è tempo perso. C'è mai stanotte, non mi voglio ricordare. E tutte le volte che mi faccio suonare. Con l'augurio che possiamo riabbracciarci presto. Grande Andrea, siamo tutti con te. Buon prosieguo. Ciao. Ti voglio bene Andrea, grazie. Un bacio a tua moglie e alla tua bambina. Maschetto? Femminuccia? Femmina, Ah, femmina, gioia. Che bello, che bello, che bello. Gli amici di YouTube, Diretta in pausa, che c'è? gli amici di YouTube non hanno... Che fa? Ah, è finita un'ora, wow. È volata quest'ora. 36 minuti. O forse sì, 16:20, 9. Sì, un'ora. Wow ragazzi, un'ora è volata. Che bello. Insieme ad Andrea Sannino, grazie Andrea. Grazie. YouTube ormai è andato, ormai lo vedo perso. Ragazzi, avete gustato? Abbraccio, mi è piaciuto. Che bella canzone. Poi adatta per questo momento bellissimo, quindi secondo me, voglio dire, meglio di questo momento non c'è per dire. Abbracciamo più forte. Abbraccio. Tanto noi ci possiamo abbracciare, capito? Meno male, almeno. Ragazzi, però voi rimanete a casa, mi raccomando, continuiamo a fare questa battaglia contro questo brutto virus che ci ha, diciamo, in un certo senso sconvolto. Per me, si bello come Napoli, per te, i gesti impossibili. Per me, siamo meglio tutti femmine. Tu non sei bella, sei qualcosa di più. Io e te, amore raggiungibile. Se tu, minuto che non passa, o tempo non cammina senza te. Paraiere, ma sono passati 4 anni, meravigliosi, 4 anni. Una camera di tempo mi insegnava che voglia di passare, non ti dico, stretta a me, fammi sentire la purità come te. Bene, molto bene. Io sto avendo un piccolo dubbio. Ieri sera eravamo in diretta su YouTube, ma il telefono era qui sopra e forse lì non prende. E che puoi fare? Secondo me quasi Lupacchiotti. No, aspetta, prendiamo qualcuno, vediamo chi c'è in diretta. Tony Colombo, Tilde Mendez. Wow. Tilde, come stai? Vai, che io vado a sistemare un attimo 2 cose. Arrivo subito, Tilde, entra e tu te ne vai. Sì. E chi la sentiamo? Prendi, un attimo. Bello! Sei spostato un attimo. Buonasera! Hai mangiato? Sì, amore, ho mangiato. Che ti sei mangiata? Volevo dirti che ho fatto la brava. Che ti hai mangiata? Volevo dirti che ho fatto la brava. Dove sei? Io vedo che ti blocchi ogni tanto. Mi blocco? Ok, adesso no. Che ti sei mangiata? Ho mangiato solo la carne col sugo. Ho mangiato e le melanzane arrostite, vabbè? Senza pane? Senza pane, promesso. Brava. Poi
da oggi in poi c'è la mia ritorta. Che si fa? Ma tu mica fai, ne giù. No, sta arrivando, sta arrivando. Ti hanno messo a dieta, Tilde? No, mi ha promesso che faceva la brava oggi. No, dico a te, ti hanno messo a dieta? Io l'ho messa a dieta. Ti hanno messo a dieta, Tilde? Che tutto? Ha detto ti hanno messo a dieta. Ti hanno messo a dieta, Tilde, bambola? Stamattina sì, la mia messa a dieta. Ah, mo sta mangiando da una settimana. L'ho visto. No, sto pensando che dobbiamo risolvere un attimo sta cosa, altrimenti è inutile che facciamo sta bella diretta. Ma posso capire cosa stai aggiustando? Aspetta un Cosa attimo. sto? Che hai detto, bambola? Vediamo se riusciamo. Aspetta, se così magari si vede meglio, vediamo. Proviamoci, Ma io mi vedo bene e mi vedo bene. No, parlo di YouTube, bambola. Ah, bene. Non si vede proprio. Non avevo capito. Dai, io Sei tutto tempo che dici allora? Che hai mangiato dietetico stasera? Sì, non ci, l'ho messa non ci dieta credo oggi. proprio. Comunque io volevo fare i complimenti. Grazie. Si racconta proprio, fai tutti i canzoni, quindi onore a te. Grazie. E stai facendo compagnia veramente a tutto il mondo, anche a Tina, perché Bene, anche Tina bene. lo facciamo con piacere. Lo stiamo facendo veramente con grande voglia, perché alla fine la gente merita, voglio dire, il pubblico, la gente che ci segue, stanno a casa quanto noi, quindi voglio dire, è giusto fare una cosa del genere e stare in compagnia. È un modo per stare uniti anche se siamo lontani. È vero, lo so. Quindi complimenti a voi, continuate a fare sempre questo, però voglio capire voi il tempo in privato, come lo ammazzate? Allora, noi ci stiamo allenando, Infatti sto vedendo. ok? Che ne so, stiamo facendo dei piccoli lavorini a casa, ci sono dei lavorini da fare e li facciamo. Io mi sto dedicando un poco alla cura dei social, delle cose, comunque mi sono messo qua, diciamo, un po' ho scritto qualcosa oggi e niente. Poi ci coccoliamo. Ci coccoliamo, Tina oggi ha stirato, ha lavato. Voi avete doppio coraggio, perché nonostante tutto state pure a dieta, ma come fate? Ma giù, Non possiamo. cose serie, ma stiamo scherzando? Rischiare. No, mi piace questo comunque telefono, ci vuole un bel coraggio, perché comunque voglio dire, guarda, mi sembra. Diretta, che hai detto? No, voglio dire, ci vuole coraggio, perché comunque in casa lo stesso comunque lo sto vicino, no? Sì? Quindi voglio dire, doppi complimenti a voi. Grazie. Sei troppo gentile e forte. Dite poi che sto portando a te, che è bellissima quella canzone. Ti piace questo? Sì, a me non piace proprio come sta posizionata il telefono. Lo so, ma non posso fare niente, bambola. Io non vado. Siamo morti. Su YouTube Perché non prende, capito? Grazie. Ti vuoi fare vedere per cortesia? Stanno chiamando tutti Sì, te. perché lo sai che devi Ti stanno contattando devi tutti dire qua. una cosa, che Oh, no, tu quello. dalla mattina alla sera e quell'uomo. Oh! Allora, devi cosa dire devo che fare? dalla mattina alla sera, durante che ti alleni, fai e dici, digli anche che mi rompi i coglioni a me dalla mattina alla Non si sera. dice. Ma, Ci sono i Hai visto bambini. tutto, dai. ma è in italiano, tesoro, non ho detto le Vabbè, parole. però in italiano, In italiano si vuol dire. Più istruito così non Più istruito. non posso Sei essere. bello, Mimmo, sei bello. Ti amo. Hai te più istruito di così non può fare niente. Senti, ma sei fidanzato? Perché ieri vedevo delle identiche. No, lui dice di no. Lui dice di no. In Ugri. Io non ci credo. Ma io fidanzato? Tu sei fidanzato? No, finalmente vedova. Pienamente vedova, ha detto. Vedova. Ragazzi, intanto ho risolto il problema di YouTube, hai visto che No, lo non dicevo l'hai io? risolto proprio. Perché non ti piace? Che a me non mi piace proprio. Meno male, dai. Dove lo metto là? Lascio. Sì, per Non favore. prende. A me non mi piace. Senti, Tony, volevo dire così. Ti ascoltare un po', ti sto portando a te. Sto per dire a te 1912. Perché stai facendo questo? Sto mettendo un effettino, aspetta. Pure l'effetto. Ti piace questo? Guarda. Quanto è carino questo? Ti piace questo? Metti questo. Più carino, dai. Vedi Tilde che vuole ascoltare. Tilde, sto perdendo a te. È bella, è bella. Wow, è bellissimo questo. Sembra un film. Il nostro film d'amore. Io sono bellina. Ce la state mai? Ragazzi, dovete stare da un Bello metro, hai. un metro di distanza, dovete stare. Che hai detto, Un bambola? metro di distanza.
No, no, per noi non è concesso un metro di distanza. Vai, caffè. Sto perdendo a te e non so quale strada già via. Tua seconda certi non ne ha ma sto male quando penserà lasciare. Na na na, però per da te si continua a vedere con quella là. Si mi inventa una scusa per incontrare e sicura sera là volesse stare. Na na, ma io innanzi a dire con te i sogni da me sposare e giurare sta con te per tutta l'eternità, che questo non si può scordare, ma io a quello non ce la faccio a lasciare. Stanno perdendo tempo, l'antidoto del virus è la tua voce. Magari mi riesce camminando torno, capito? E facesse. Vi lascio una buona serata, continuate sempre così che siete belli Grazie, e fate compagnia a tutti. grazie. Ti voglio bene, ciao, fai la brava. Non dovrei nessuno tanto perché ha busca. Ciao. No, guarda, ciao. Che bello, che bello. Tutto bene voi invece a casa, ragazzi? Ci siete, lupacchiotti? Aspetta, c'è un'altra diretta forte, eh? Attenzione, adesso ci apriamo, aspetta, eh. Adesso vi faccio consolare, una diretta tutta siciliana adesso. Prima l'abbiamo persa la diretta di prima, quando si è chiusa da sola. No. Certo, perché è andata in crescita, l'aveva fatta. L'abbiamo persa purtroppo. È stato un grande peccato. Speriamo che qualcuno di voi ha registrato il momento con Sannino, magari dopo ce lo mandate. Speriamo di sì, altrimenti che faccio? È stato un momento bellissimo quello lì. Forse perché tu Daniele mi dice impossibile mandare la diretta. Mi dice impossibile mandare la diretta, quindi invitami tu. Not your nessun. Che vita è di Alessio? Che vita è? Se davvero te ne vai, più non ci sei. Una cosa che bella, bellissima canzone. Mi accetti? Certo che vi accetto, bambole. Mi dice impossibile partecipare, non lo so perché. Mi dice impossibile partecipare, riavviala o rientra e fa invita, una cosa del genere. Intanto ragazzi mandiamo un bacio a tutti quelli che su YouTube stanno seguendo la diretta, un bacio da parte nostra. Mi raccomando mettete mi piace, dito all'insù sul video. Mi raccomando, che è molto importante, Lupacchiotti. Ah, ecco, su YouTube, quella di YouTube non ce l'avevamo condivisa, quindi la condividiamo su Facebook. Eccola qua. È giusto, no? Altrimenti non ci seguono. Scusa, ma chi glielo dice se no che siamo dal vivo? Non glielo dice nessuno, quindi non la condividiamo. No. Non si vede bene, ma non prende. Non prende bene, vita. Vorrei fare tutto quello che vuoi tu, ma non prende bene lì. Hai visto come non l'ho cresciuto più appena l'ho portato qua? Secondo me il ferro c'è qualcosa che non va. Qualcosa ci sta. Qualcosa ci state tramando. Eccolo! Attenzione, Eccolo qua! Buonasera, come stiamo? Ciao, ciao. Ciao Tira. Ciao, come stai? Bene, voi come Ti state? devo fare una domanda importante. Dimmi tu.
Ti sei fatto la doccia? Perché? Cioè, penso, no perché voglio sapere i fatti tuoi. Mica perché sei sceso. No, assolutamente. Bravo. Siamo a casa, siamo tutti in quarantena. Tutti in quarantena. Bravo, bravo, giusto. Domani sera entriamo in diretta con le mascherine? No, ma Ma poi. detto con le mascherine, bella idea. Che dici Daniele, come stai? Bello, cosa fate? Che facciamo? Pianoforte, computer e dirette. Che dobbiamo fare? Stai scrivendo qualcosa sicuramente. Sì, ho fatto un paio di cose. Bravi, bravi. Ho fatto un paio di cose, ma niente di che, niente di che. Come stiamo? Come stiamo? Daniele, io oggi ho visto un po' di cose che mi sono un po' dispiaciuto, voglio dire, perché ho visto delle cose a Palermo non stanno rispettando bene quello che è stato detto dal decreto da parte di Conte, e questa cosa mi fa male, perché Palermo deve essere una città che deve assolutamente rispettare le regole, come abbiamo sempre fatto, e dobbiamo dare un esempio a tutta l'Italia, quindi noi che siamo siciliani, secondo me dobbiamo farlo. Dobbiamo invitare e incitare i nostri siciliani a fare questo. Io purtroppo a Palermo non ci sono per come non ci sei. Però invitiamo tutti i siciliani a rimanere a casa per il nostro bene, ma per il bene dei vostri figli. Perché Certo, anche certo. Catania non sta rispettando. Anche Catania, mi sembra oggi Trapani ho visto. Gente per strada, normale, a camminare. Ragazzi, non va bene così. Sperando che tutto questo finisca presto, perché siamo in una brutta situazione ed è veramente grave quello che sta succedendo. Nessuno se lo aspettava. Sì. Primo io ho trascurato questa situazione settimane prima che... Ma tutti è stata una cosa talmente all'improvviso che tutti abbiamo in un certo senso, diciamo, passa Sottovalutata, e l'abbiamo sottovalutata tutti. Lo abbiamo fatto tutti, abbiamo sottovalutato tutti. Diciamo che portiamo il sorriso a coloro che stanno tutto il giorno a casa e cerchiamo di affrontare questo momento tutti uniti, tutti insieme, perché Certo. stando tutti insieme possiamo affrontare questa brutta esperienza, sperando che sia solamente una brutta esperienza. Questa deve essere una brutta esperienza, perché Andiamo in guerra. se ci riusciamo a farlo tutti sarà solo un brutto ricordo, diciamo. Mannaggia. Cantami qualche canzone, Tony, forza, ritorniamo nel passato, facciamo Che vuoi sentire? vorrei suonare le vostre mani. E vorresti urlare che stai male, che ti manca maledettamente in tuo cuore. E vorresti dirgli tante cose, inventarti anche 1000 scuse per non morire. Tu per lei stai perdendo scorni, non ce la fai e quando mi insegni come ti manca. Ma se vero non ce la fai stasera, scende corsa a correre a casa sua con una scusa. A Lucane cerca le perdone, ma se vero devo andare bene, non la facciamo. Se non era solamente sesso e non ha pigliato in giro cuore, te ne accorgi che pure se muore e poi in danno se le passa tutte cose. Questi sono i brani che hanno fatto sognare la nostra Palermo, giovani come me. Una vita fa, 1000 anni fa. Tina, tu li sapevi queste canzoni? Penso di sì, Sì, no? sì. Sì. Siamo- Però c'è qualcosa che Tina non conosce, perché poi non ho mai cantate, voglio dire, qualcosa ma veramente di vecchio. Coprito con sto vicino a te. Questa non la conosco. Copri con sto vicino a te. Vai. Che ti ricordi vecchio? Che ti ricordi vecchio? Come? Di vecchio che ti ricordi? Un po' tutte. Aspetta. Una bella. Vecchio. Odiami, un'illusione ha tradito cuore mio. Vai. Le tue lacrime nascoste
dentro me, perdonami. Se soffrirai, anche stavolta è colpa mia, non merito l'amore che tu hai dato a me. Mamma mia, io mi ricordo. Io non me le ricordo, troppo vecchie. Scusami se l'amore... Scusami se il mondo addosso a te ti crollerà, leggimi, ti prego, leggi questa mia fragilità. Guarda, è vecchissimo. No, ma ci stanno un sacco di canzoni. Aspetta, mo la prendiamo una scheda. Che con l'occasione che ci sei tu voglio ricordarmi qualche cosa di vecchio, me la voglio ricordare. È bello, no? Ci sono delle canzoni che poi abbiamo cantato tutti, penso. Forse un desiderio, un'avventura non sarà. Addio stasera, sai quanto mi ferirà. Vediamo un po'. Una realtà. Oh, si sente casino. Resterà un poco qua. Ancora stasera non abbandono il mezzo mare, ho una rima di colore. Se muore, resterà un poco qua. Ancora non mi faccio mezzo mare. Desideri mio non ci crede, che sia così. Fa male, dentro al cuore mi fa male. Mamma mia, 150 anni fa, ragazzi. Ma io veramente sono troppo... Ma sto invecchiando bene allora. La canzone più bella che ti è rimasta nel cuore di quegli anni duri, perché poi sono anni duri di sacrifici. Ci sono tante canzoni che mi sono... che mi porto dietro da sempre. E... indubbiamente sì, Arinto Core, una realtà, se fare l'amore. Se farai l'amore, questa sera il cuore brucerà per te. Ti sentirò morire come un temporale, il fuoco dentro me. Spegnerai le stelle, morirà la luna, non amarlo mai. Non farlo proprio mai, tu beverai la luce che c'è nei miei occhi e ne farai l'amore. Io come carta al cielo, come inchiostro al mare, scriverò il tuo nome. Ti disegnerò e poi ti strapperò come fatto al cuore. Come un guerriero perso stando insieme a te. Mamma mia. E quando sono delle busco acustica. 2002, 18 anni fa, 18 anni fa. meraviglia. Queste sono canzoni che Palermo prima di tutte le altre città. Palermo prima di tutte le altre città ricorda. E certo, c'è per forza. L'amica di mamma, come mi piace, l'amica di mamma, sa troppa pace, l'amica di mamma, che paradiso, quando si mette in modo la camisa, quel seno suo mi pare può scoppiare. L'amica di mamma, spregiudicata, l'amica di mamma, mi ha fatturato. Ragazza provocante. No, ma ci stanno. Complimenti 1998. Cor, aspetta a te, nata su cor. Ma io mi ricordo, è troppo bene. Anche la maglione che si è innamorata di me. E prova ancora a ti chiamare, perché non mi risponde più. Cattiva ti voglio sentire, se no non mi posso a dormire. Però mi piace,
perché tu che sto fai per gelosia, mi piace assai, mi fai capire che tu vuoi bene a me, e provo ancora a ti chiamare, e non mi stanco di tentare, cattiva non mi maltratta, perché pure io sono pazzo di te. Guarda, no, è che 1998, guarda qua. Spregiudicato tu mi fai innamorare. Aspetta. Spregiudicata tu mi hai fatto innamorare, io sono a pezzo, il cuore si è fatto abitare, in testa vita e vado volesse da sì, per sentire tutto quello che dici tu. Oh, metti da fa amore con me, ti porto un po' per stelle si può tu, ti regalo che sto cuore pazzo, si parole che parla di te, metti da fa amore con me. E poi c'è... aspetta, no, sono bella cena, aspetta. Loro non sanno... Ma si può fare amore pure in da mezz'ora, non c'è bisogno manchi si spugna quando teniamo voglia noi, Prima in gente... tu dimmi va sa, e ci mandiamo cose strane per fare amore, ci stivamo il giornale per chiudere la macchina rumena che faceva. Bello, bello, eh? Sì, ma è un sacco di canzoni bellissime. E poi vabbè, uno dopo l'altro. Parlerò con te, mia cara. Bello. Parlerò con te, mia cara luna, compagni che si sente troppo sole, perché ha perso un amore tra le nuvole. Non doveva mai finire così. Mi hai lasciato solo, ti ho perduta così all'improvviso, senza rendermi conto che la vita senza te è un aquilone che non vuole. E io non sto volando, da quando non ci sei, non ti scorderò. Tu vivrai per sempre dentro l'anima, scenderai dagli occhi in una lacrima, e pregherò a Dio per mi far morire, per sta vicino a te. Forse una delle più belle canzoni. Quindi lei è morta questa Mia cara canzone? Luna, lei è morta e lui canta la canzone per tornare da lei. Bella sta canzone. Bellissimo. Bella. Sono tante le canzoni. Che Oh, guarda qua. Tu non lasciarmi mai qua giù, non volare mai da sola senza me. Siamo due gabbiani inseparabili, io più te, uguale amore. Tu si dicesseri da me, se trovassi scritto un nome tuo come, con un cuore rosso e cancellabile, io più te, uguale vita. Questa la conosco. Bello, bello. questa sera, anche se tu sei qui con me, Su dimmi cosa ti tormenta, cosa ti fa male se ce l'hai con me. mamma mia. Oh, siete casini. Tu senza me in questa oscurità, ti sei una femmina più vecchia che ci sta. Tu senza me non ti vorrà segnare, sperduto come una farfalla in da città. Tu senza me non ti vorrà segnare, stai sempre chiuso in te pensieri a me pensare.
quanti belli canzoni, mamma mia, mi sta facendo ricordare delle canzoni che... Canzoni che forse non tutti ricordano, soprattutto gli altri, ma quando sono queste canzoni? Quali Beh, sono? ma poi tutto bello. 2002. E poi tutti successi. Tutti successi, sì, tutti successi, sì. Invece abbiamo la canzone in comune, almeno io l'ho presa in versione Tony Colombo, Vai. anche se vediamo se indovini qual è. È una canzone molto bella, soprattutto cantata di notte, quando si appannano i vetri e si Con i vetri appannati dai nostri respiri, rinda sta macchina all'ora, chi vuole cacere. Di Gianni Fiorellino, un bacio a Gianni. Siamo di nuovo nel cielo, si sta temporale. Quando si mescono insieme, un freddo e caneva. Si ci dice le cose che fa, si torniamo a fare amore. Ma la pena fa tardi a tremare, quando può tardi dire. Tanto niente di cielo rimane, così sono vira. non mi riesce. Basta prego, ma quanto dà? Voglio ancora tanti belle, col fiato alla gola, a sentire questi abbastanza forza, sei vicino a me. Non te l'entri ma più lo sento, lo stiamo facendo ora. I tuoi specchi che sei l'ascensore, tutta d'ora la ma ti ricordi? Ma io ho la lista qua davanti a me che non finisce mai. La canzone ancora vecchia, vecchia, vecchia. Che ne faccio? Così che vanno essere cantate. Tony, la mezza innamorata che stesi. Fabrizio Ferri. La mezza innamorata che stasera mi fa rispetto, mi fa morire. Vai, vai. O faccio apposta per te fare Natale, ma se ti incontro non ti fai toccare. State accorti si perde la ragione, vengo notte a sotto il balcone, riga gente che tu sei da mia, non fa niente che poi una bugia, ma io t'accia per una mezza innamorata che stasera. Troppo bene. Senti che senti? È un tatuaggio questo amore, tutta la vita resterà. Ti porterà tanto rancore, ma dopo un giorno passerà. E ci sarà un'altra vita e un altro pianto ti farai. Ritornerà, ritornerà, ritornerà. E 9 mesi aspetterai e un'altra vita nascerà. Nei primi giorni della scuola il tuo bambino piangerà e poi la prima fidanzata lo sentirai gridare un po'. Ma un uomo vero nasce. Nascerà, mamma mia. Bello, bello. E siamo sempre al 2004, 2004. 2004. Poi 2005 tonicolombo.it. Antoniocolombo.it, vabbè. E sei una ragazza speciale. Se vuoi andare lì. C'è una ragazza speciale, sei molto particolare, non pensi proprio all'amore. Stai facendo morire, mi hai fatto innamorare, fai finta di non capire, hai fatto a pezzi il mio cuore. Non c'è più sole per vivere, non mi arrendo, lo farei tutta la vita. Scalerei montagne e pezzi di salita, ti metterei a affrontare il suo cielo d'indomani, con la pioggia ti facesse un castello, perché sei belle. Bene, vabbè, non faccio mettere, sei cagnato. Sto guardando
pensa sulla strada già pigliava, quasi non ci trovo. Che te sto perdendo a te? Ma sto male quando penserà lasciare. E non è tonicolombo.it, è Volano i Vestiti. Quello è Volano i Vestiti, sì. Forse è stato Topo.it, c'è Lei e Lui, c'è il disco Lei e Lui, poi c'è stato Volano i Vestiti. Sì. Spogli di stasera, Volano i Vestiti, vabbè sto perdendo a te, non ti vuole nessuno. Poi non dire no, ma come si bella. E poi ci sta. Dimmi se esiste un'altra donna come te, se al mondo vive chi ti ama come me. Sono felici questi giorni insieme a te, hai dato un senso a questi buoni me. È tutto bello se ti amo, io stretti sul divano. Dimmi se esiste un'altra donna come te, nessuno ti ama come me. Ah, poi ci sta. Io mi innamoresse se non tenesse a te, ma camminando tu si fatta per me. Io ti sono sempre, non ce la faccio a pensare, che non vorrei dare sapere. Io mi innamoresse se non tenesse. Na 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 na. Io mi innamoresse se non tenesse a te. Na 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 na, tu sei fatta per me. Na 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 na. Questa è bellissima. Vabbè, spogli di stasera. Spogli di stasera, dai non dire no, ma come si bene, tu mi fai morire. E dimmi come stai per me. Bella, bella. Senza canzoni. 2007, a 13 anni fa, paraire. No, 2007 sei sempre su Volano i Vestiti. Sì. 2007. 2008. E ti devi già Ma l'enciclopedia. Ma sei un'enciclopedia, pazzesco. 2008. Facciamo una scommessa. Eh. Facciamo una scommessa. Chi si ricorda più canzoni? Tu sicuramente. Fra me e te sicuro tu. Sicuro. Io non mi ricordo niente, so. Vabbè, questi ce l'abbiamo già, questi sono già miei, quindi possiamo farli sentire, questi sono di proprietà mia. Sta una canzone che è troppo bella, la voglio fare sentire proprio così, guarda come sta. Eccolo qua. Vediamo se riusciamo a farla sentire bene. L'abbraccia chi là, mi fai soffrire con tutto questo silenzio, ma può nascondere, bello, ma non ti rendi come la me, sta girando. La canzone forse più forte di quell'anno. Vabbè, no, facciamo pace. 2009 facciamo 2008 facciamo pace la più bella. 2008 facciamo pace, 2009 sono 2009 posso dire facciamo pace nata volta che ci ha pigliato noi senza noi per un minuto non sappiamo mai che sta come sono scemo che stasera sto a telefono a cercare. No, che pena questo cuore, non so più aspettare. Facciamo pace, nata volta non faccio più. Alle tue amiche non ci Non ci vedo più. Si sa incazzare colpa mia, gli attacchi non faccio più.
perché a decidere sei tu. Ma in questo disco ci sta anche questa, va, senti. Amore mio, tu non lo sai che sto soffrendo senza te vedere. Ma quando tu lontana te non sai vivere, tu non lo sai come fa male dall'anima. Quando torna sera non ci stai, amore mio. Bella. Vabbè, qua ci sta. Mi distrutta la vita, ancora una volta, ma che c'è me, troppo forte o male. Tu non sei più niente, non mi stai avendo, non ti voglio pensare, perdere un amore. Bella, bella, mamma mia, che bellezza. No, del primavera 2008, 2009 si accettano scommesse. Vabbè, poi c'è Sotto Still. Qua c'è Sotto Stelle, ci sta, scusate ti chiamo amore. Poi c'è Bellissima. Bella, non tromba. Io facevo questo genere di canzoni, le facevo per mio padre, perché papà gli piacevano, dice no, in 12 che mette sempre una canzone a camminate. una cosa, sicuramente lui stava guardando in diretta, quindi lo voglio salutare. Ciao Marcello. Papà sicuro sta in diretta, ovvio. Ecco, ciao Marcello, io poi sono cresciuto con papà. Lo so, lo so. Non so se lo sai, sono cresciuto con papà, ero sempre insieme a lui. Lo so. E papà c'ha una foto bellissima, è storica quella foto, di Tony Colombo e Daniele De Martino piccolo, proprio bambino, Daniele. Tony che suonava la tastiera e Daniele proprio a fianco a Tony. Sì, perché, e per chi non lo sa, io stavo sempre insieme a Tony. È vero, è vero. Quindi è una foto storica, molto bella e importante. Se qualche giorno magari Marcello me la dà, Fai una foto, la pubblichiamo, no? pubblicala Marcello. Marcello, pubblica la foto. Adesso Prego non trammarlo, non giustifica. Stasera da stamattina non ti asciuglia. Già stai sul mio cuore, sguarda sempre più. Oggi amore quando dici tu. Ricordi che già stavamo insieme, certo. Cioè, nel senso, questa già stavamo a Napoli. Ragazza, scusa, mamma, oh, no. Che anno è questa? 2009. Facci visto un amore, non ti sangue sanità. E fa amore come principi, e lo principe tuo popolo, a faticare scusa. Bella questa, eh? Questa è di Casapure e Fiorellino. Troppo bella. Poi ci stava dimmelo che non va amarmi più, che è finita dentro te quell'amore di una volta, che non ti voglio incontrare. Oh, ma cos'è che ti fa male, che ti sta tagliando il cuore? 2010 non ho fatto niente perché a Scelte Sotto le Stelle non ho avuto tempo di fare un altro disco, talmente il lavoro. È stato un momento bellissimo. E poi 2011 ho fatto Il Principe e il Povero. ti guardo da lontano, sulle mani e tremo. Bello, facciamo Angelo, vai. Sicuramente per tutti gli amici siamo in 3000 da penso mezz'ora. E intanto un bacio a tutti quelli che ci stanno seguendo, ragazzi. Stanno guardando. Ragazzi, se questa diretta vi sta piacendo, mettete un commento al cuoricino, mettete un cuoricino, commentate col cuoricino. Forza! Ti guardo da lontano, sudo le mani e tremo,
vorrei tenerti qui per cancellare tutto il tuo brutto passato. Ti guardo da lontano, non trovo più nessuno che può portarmi a te per darmi un po' di te da rimanere insieme. Poi ci stava mare di lacrime, ne stai soffrendo per me senza riflettere. Sono stato io primo aiuto che ho voluto bene, e chissà si è scordato, ma non mi scordo mai. Se va a nascondere mare di lacrime, perché l'orgoglio è troppo forte, non potesse perdere. Solamente la telefonata mi potesse andare una poca vita, sono sicuro che sulla così che non potesse mai morire. Belle? Poi che ci stava? Forse sta nascendo un altro amore dentro me. Eri la mia stella, l'universo dentro te. 2011, 2012, sei per me. Non ne sai. No, aspetta. No, dimmi, aspetta, dimmi. Sei per me, qualche disco è sei per me? Aspetta, sei per me. Via, voglio lasciare tutti andare via, via, scappare dall'assurda gelosia. Voglio ancora brividi senza avere lividi, non mi soffocare il cuore, lui ha deciso già. Via, prendo una strada di periferia, sai, io forse non l'ho conosciuto mai. Quello che tu chiami amore non mi ha fatto stare bene, non mi ha dato la serenità e quella forza per convivere. Bella, eh? Oh, in sequenza del disco? Voglio fa pace con te, voglio fa pace con te. Poi ci sta. Sto correndo a te, non mi voglio fermare, la mia oggi non mi fa paura, stasera già non mi importa, non mi ricordo testo. Non mi importa, sto correndo. Stasera sti due innamorati e tornano a Coppo amore con te, vivendo questo amore in piena libertà. Non posso mai pensare che alla posto mi stavo che stava già. Coppo amore con te. E poi ci sta. Tu sei la donna che amo di più, nel mio mondo ci sei solo tu. Spero sotto al tuo seno ci cresca un pancino che aumenta ogni giorno di più, perché quello che voglio sei tu, rimanere per sempre con te. Poi ci sta. Non mi raccontare mai quel che c'è stato tra di voi, mi faresti a pezzi il cuore, te lo giuro, morirei. Toglierei dal calendario 3 settembre 09, quella data stabilita dentro me che mi fa male. Non mi raccontare mai se lo chiamavi amore mio, e se dopo che finivi lo stringevi forte a te. Sarà meglio una bugia, basta che sei sempre mia.
gioia. Belle, E poi ci sta non parla, t'ha già spiegato come sono innamorato, voglio a te, non voglio a nada. Non parla, t'ha già, come a tutte innamorate, voglio stare con te abbracciato, tengo voglia di stare con te in oscuro, fino a quando ci le perda la luna, voglio fare amore. Cuore a cuore ti a dormire vicino a me. Che bello, 2012. Dani, ma mo cantami il canzone dove però? Possiamo raccontare una storia, una vita. 2013 cosa c'è con 2013? Lupacchiotto? Come? 2013 che c'è? Lupacchiotto? 2013, aspetta, 2013. Meglio solo che da solo in due cancellerò l'amore che ti ho dato, non replicare ancora, non credo neanche a una tua parola. Meglio solo che restare qua, non si può vivere pane e veleno, lasciami stare ti prego, non faccio parte più di questo tuo gioco. Avrei voluto sposarti domani, ma sento lui se ti tocco le mani. La canzone più bella di questo album, però, indiscutibile. Vai, Sai qua, qual è? chiude Chi vuole me? me, L'altro davanti. Bene. chiude me proprio. Aspetta, ora ci arriviamo. Seconda canzone di questo disco. Sei bellissima, solo adesso riesco a dirti sei bellissima, finalmente non sarò mai più invisibile, quante volte ho fatto il pazzo qui per te. Oh, siete buoni! Tu mi imparato a fare amore con cuore, stasera sta lontana a me, dicimi sempre stavolta è venuto, amore in golietto con te, e ci ho imparato, dedicato a te. Tu mi hai imparato a fare amore con cuore, e nessuno mai l'ha da sapere, si pensa che sei già sposato, che ti ama e ti può accarezzare, sta gelosia non mi fa respirare. Tu mi hai imparato a fare amore con cuore, io e te, la storia non muore. Senti, senti. Vorrei di nuovo il nostro grande amore, l'amore che mi ha fatto stare male. Non era giusto farti così male, tradivo la mia vita, tradivo te. Oh sì, vorrei sapere con quale faccia ti presenti adesso a casa, se è vero che non ci stai a letto già da un mese, da pochi giorni non lo stai baciando più, io vorrei crederti. Siete a casa? Prima di sposare, dicendo che con me ci fatto amore, non può cancellare sto sentimento che non muore ancora, non ci può trasire questo vestito bianco che sapevo uscire. Prima di sposa, prima già tu avevi fatto amore, solo per parlare, voglio sapere se tu ci tieni ancora, e non chiamare,
tutto può cagnare. E non siamo prima innamorati che tornano a chiamare. Oh, senti, senza rossetto ti addormi con me e senza scorrere ti fare. Stasera niente non diciamo me, se assai più bella indolente stretta a me, senza rossetto non ti preoccupare, non serve il trucco, tu sei bella già, io la prima volta che ti già spuglia, mi sbatto cuore. E che fa? Si rimane resta ancora qua. Io per sempre voglio respirare. Questo amore la settimana fa. Sempre lo stesso disco, siete. Tu sei l'amore che vorrei. Insieme non c'è fine, sai. Fai bene al cuore, se fuori piove, tu sei quel sole dentro me, tu sei l'amore che vorrei, anche se ancora non lo sai. Ti voglio amare, ti voglio avere, voglio restare per sempre con te, per sempre con te. Siete. Ti voglio bene che con te la vita nuova con te stasera come tutti innamorati voglio che mi abbracciare stretta a te senza pensare che se fa tardi sulle vene a ciscita. Tu stretta a me, scritta per lei, Sì. Vabbè, ma era logico, era capito. Vabbè, poi c'è si disbatto Non l'ha cuore. fatto nessuno. Mettete meglio, mettete Andiamo più perché- avanti, mettete più avanti. guarda, se mi metto più Non ti avanti, preoccupare, non fa niente, non fa niente. Qual è stata la prima canzone che hai amato di Tony Colombo? La prima canzone, in assoluto. che ho amato, Mimmo, un po' di te forte, Un po'? cioè me. Cioè me, Certo, la canzone scritta per te, praticamente. bravo. Ma- Quella l'ho amata, poi mi piacevano già le altre. Sì. La prima canzone che hai conosciuto Tony, qual è stata? Facciamo pace. Facciamo pace. Bisogna restare insieme. Ah, sta mamma Questo è un sogno, Ve la dedichiamo, ve la dedichiamo a tutti gli innamorati, ragazzi, amatevi sempre, fate l'amore. E non ci appiccichiamo più. Non è una storia del quale stavo d'accordo, se tu ci grosso di me nessuno sa se mi innamorato Te. soltanto a non è libero Ma poco fa si stavamo insieme, non prima la stessa fino all'amore. Vai, oh. tu anche me ci prima che venga ci innamorata di te per me se Tu stretta a me, fammi sentire amore con te. Oh! Bella, poesia. Troppo bella. Sono poesie. Ecco, queste
dura 8-9 mesi, un anno, poi va via. Poi Certo. salta. Ecco, queste sono le canzoni indelebili che rimangono per tutta la vita. È vero, è vero. Siedi davanti a un pianoforte e racconti la tua storia, le storie. Poi ci sono le canzonette che ti fanno divertire. Sì, sì. Ah, è finito un'ora. È finita la diretta su. Daniele, aspetta un secondo che rientri, è finita un'ora, si è staccata da sola. Sono emozionata, eh? Bella, ragazzi, troppo bella. Che bello, che bello. Ma poi a parte 3000 persone fisse, ragazzi, cioè, troppo bello. Ogni dormì abbracciato e scritto a te. Senza pensare, caso Se tardi io sono vera a che bello ragazzi, che magia, che magia. Che hai detto bambola? Amaro? Il caffè? Daniele, dove sei? Non ti vedo. Daniele, vai, rientra in diretta. Oh, Daniele mi ha fatto fare una cosa che non facevo da un sacco di anni. Se la ricorda più di te. Mamma mia, impressionante. Angelo scrive: discografia Colombo stasera grande, che combinate, grande De Martino, grande quarantena, mi piace questa quarantena. Lo so, speriamo ragazzi, speriamo che musica, che veramente ce la facciamo così la quarantena, almeno ci passiamo un po' di tempo, alla fine. Eccolo qua. Vai Dani, vieni qua, vieni in diretta. Tu stretta a me, eccoli qua. Rieccoci. Era finita un'ora, per questo è staccata la linea. Sì. Allora, dove eravamo rimasti? Tu sei a me, fammi sentire a votare con Matteo. Bravo. O finale. Nel 2014. Sposami, ti sarò accanto nei giorni difficili. Ti amo, sposami, mentre in da chiesa pure i fiori chiagnano, e in tuo cuore trasedi. Sposami, o sole e l'alba in danuli e terase da già esistere. E quando avremo un figlio, volante la giaconare, perché tanto assomigliare. Sposami, non voglio più aspettare. Invece, il duetto più bello che tu abbia mai fatto, secondo te qual è? Il duetto, Il duetto, la regina dei sogni, la regina dei sogni. e per forza. E poi, Vabbè, poi insieme a te, il pezzo con mia sorella, sì, è normale. A livello di grado di successo, sì. La Regina dei Sogni è insieme a te, sono i più famosi in assoluto. Vabbè, poi ci sono i pezzi con Emiliana. e 4, 2000, la Regina dei Sogni 2000. 2000. Il 2004 è quello con mia sorella. Eh. Questa canzone solo che io non mi ricordo il testo perché non l'ho mai cantata. Una canzone di Chiaro Zappulla bellissima. La siciliana. La siciliana, un sì. Quella è bellissima. Ci facciamo un ascolto, vai. Se l'ascolti, te la ricordo. Che sei troppo bello. Testo e musica di Iano Zappulla. Sì, stavo andando, ciao Iano. Il grande Iano, fratello del grande Carmelo Zappulla. Luca. Un mese ti stai cercando e non ti trovo più. Un mese anche tu non la guardi non ti vedo. Un mese da quale folgore lo mare a cercare. Addio. Come faccio? Se resta ancora se non esci pazzo. Occhiatti. Occhiatti. Bello. E se non torni è meglio che mi ammazzo. Sangue mio, se non c'è
ci si ribildo a che serve più. Sta vita Sta mia, vita mia, non posso stare. non posso stare tutta la via. Anche tu mi mancano le vasi, caso tu ci luci, come lume. Bellissimo. L'arrangiamento è di Pippo Seno. Come uno scemo, e quando torna a casa la porta con la speranza. Chi è stai Gigi? Caccio mattia, amori, Amore mio. questo uscito sempre più vicino a me. La notte è lunga, Non passa mai. non piglio sonno, penso a te, mi giro e vado in un letto e si fa chiaro. Sta canzone mi sembra l'America. Un spettacolo. Come fai? Cammino pure se non voglio camminare. Canto, pure se non saccio cantare. Rido pure per una banalità. Penso, già sapendo che già pensato. Sono tutte quelle cose che non faccio affrontare. Ma incazzo, quando non si contenta. Mi salto solo se deve dirlo. Ma felice quando mi chiede la verità. Ma innamoro, senza mai mi stancare. Quando tu non cerchi né il motivo, né la verità, e sta amore, che gioia e niente ci fa. Sentimi, il tuo cuore mi sbatte già. La voce di Angelo Di Gennaro, grande amico mio. Guardami, non sapevo chi amava. Ma se io volessi stare insieme a te, ma sto tempo che può fermare Forse stesso, chissà. se stessi. Chissà. Questa è mia di francese. Per te, scenessa di roba per te, Vieni qua, vieni. sto a cielo ogni stella. Voglio sporcare la carezza con i senti tuoi, voglio toccare questa faccia come fosse mia. Dici mi sa che sto bene, non bene da niente felice. Con te, o tempo non basta mai, perché ci vuole con te. Non scordassi tutte quelle che sono scese prima di te. Sto aspettando che schiari i giorni, che te posso fare? Questa vita è solo speranza, e sto sperando. Ma una volta sola, io mi volessi sciatare, come lo ha quella sta speranza, che pesa troppo, assai, per dire a chi conta, ogni sto incaccando. Insieme a te tutto pare impossibile, Tutti tutto invece è possibile, Perché la vita sei tu. perché io vero sei tu. La vita è giù. Te, Dani, scenessa di gomma Sudasse in cielo ogni stella. Hanno scritto, ci sono questa serie diretta, i miei cantanti più criticati quasi del mondo. Ma i più seguiti però. Però è più seguito perché chissà perché, bravo, Bravo, per esempio il più seguito. sto portando il primato di queste dirette perché comunque altri colleghi miei, altri amici, altre persone che stanno facendo le dirette non arrivano a questi numeri, quindi è una cosa bella, no? Siamo contenti di fare compagnia. Facciamo una bella coppia, facciamo simpatie insieme. Vuoi cantare la canzone della Toi? Vai, Vai, che vuoi cantare? non lo so, vai, cantiamo insieme, va. Qualcosa di famoso, di successo. È buono, soltanto adesso. Fai, non raccontargli mai. Vai. Non raccontargli mai, prima che farai, se ti dirati me non risponderai. Non raccontargli mai, vai su Saturino, cada volta sbaglio su dormi, ti se non può sapere, quando arriva a te, c'è stava parte me.
Questa mi sembra di conoscerla però. Bellissima, bellissima. Dobbiamo mandare un bacio all'amico Francesco D'Aleo che sta seguendo la diretta. Ascolta Francesco D'Aleo, vabbè poi magari poi te lo spiego in privato, che ha confessato una cosa, non posso dirlo, però ha confessato una cosa molto strana. Strana? Strana, molto strana. No, strana, una cosa bella. Però È vegano? non posso dire, poi magari. Cosa? È vegano? No, peggio. Però, cosa bella, hai capito? Vabbè, ma non fa niente, vedi, se gli piacciono gli uomini non fa niente. Vedi. Appunto, io ti voglio bene, È sempre, scusa, sono gusti. anzi, lo amo di più. Scusi, bravo, lo vogliamo più bene di prima. Cantiamo una canzone di Francesco D'Aleo. Quale? Grazie. Quale? Bella bionda, parla con me. Ti piace se ti offro da bere. Bella bionda. Bevi uno champagne, vedi quello che vuoi, basta che stai con me. Io ti porterò. Io ti porterò dove bacia la luna. Ok. Mi devo di più, dammi le mani, parliamo. Però che è successo sta canzone, eh? Grande successo. Mamma mia, dappertutto. Di visualizzazioni, bravo. Dappertutto. Intanto un bacio agli amici di YouTube che ci stanno seguendo, ragazzi, un bacio. Ragazzi, forza, mettetemi sia YouTube sia Instagram. Da dove ci state seguendo? Scrivete la città. Fate il commento e scrivete la città. Sicuramente Palermo, Catania. Ma che te lo dico a fare? Sei uno schianto, ti hanno scritto. Grazie. Cantata da Tony e Daniele. Duetto Tony e Daniele. Due palermitani. Daniele, salutami. San Severo. Io l'ho vista quella foto. Trapani, che tu Bologna. eri un ragazzino e Tony già era più grande. Già l'hai vista? Sì, l'ho vista. Da papà. Forse da tuo padre, sì. Ma tu eri così, piccolino così. Palermo, Trapani, Viareggio, Taranto, Palermo, Svizzera, Foggia, San Severo, Germania, Taranto, Palermo, Marano, Pozzuoli, Ramacca, Catania, via Palermo, Vercelli, Brescia, Pozzuoli, Germania, Avellino, Vicenza, Reggio Calabria, Reggio Emilia. Arriverà zero in tendenza. Come? Un vostro duetto arriverà zero in tendenza. Zero, quindi prima del primo. Ecco, bravo. Palermitano in Germania. Corsico Milano. Ma io l'ho detto già un po' di tempo fa, secondo me ci vuole una unione dei siciliani e ci vuole una bella cosa importante fatta bene, come piace a me. Una canzone pazzesca. Ci vuole un bel brano estivo, una bella cosa che almeno come si dice, che i palermitani, siciliani, catanesi, messinesi, trapanesi. Come? Estate 2020. Estate 2020, secondo me ci vuole perché Che finisce il coronavirus. bravo. E scoppia la Colombolandia. Qualcosa ci state tramando. Qualcosa ci state tramando. Bravo. Ragazzi, Daniele De Martino e Tony Colombo, ok? Sì, subito. Se ci arriviamo, ovvio che ci arriviamo, ragazzi. Oh, ci arriviamo, ragazzi.
non temete. Siamo forti. Pesaro, Trapani, un bacio grande, un saluto da Nuuk, capitale della Groenlandia. Wow! Un bacio a tutta la Groenlandia, che non capiranno un tubo di quello che stiamo dicendo, però va bene. Pescara. Oh, Pescara alla grande. Allora Tony, avevo un concerto che si è annullato per via di questo coronavirus. Più di 1000 persone in una settimana, sul bene di mio padre. Più di 1000 Bello, persone. bello. Ma ti amano Daniele, lo sappiamo tutti. Prego. Lo sappiamo tutti che ti amano tutti. Ad andare a TV a fare, perché avevo qualcosa da dire, qualcosa di... Peccato, è arrivato proprio... È successo proprio all'ultimo secondo. Saluti dallo Bravi ragazzi, Zen, siete due persone. Wow, Daniele, un bacio a tutto lo Zen da parte mia. Un bacio grande a tutto lo Zen. Lo Zen, Dina, è un'altra zona che dipingono come Scampia, dove indubbiamente c'è una parte che è negativa, ma ci sono altrettante persone bellissime. Gente che va a lavorare, gente che si fa un mazzo così tutti i giorni. Quindi un bacio a tutto lo Zen da parte mia. Tua nonna, se non sbaglio. Non ci abita più mia nonna. Ci ha abitato per 20 anni, 20-25 Tu anni. invece dove sei nato? Ah, io sono nato al Capo, però ho vissuto pure allo Zen per 10 anni. Tu invece Daniele? Io sono nato al villaggio Santa Rosalia. Bello. No, non mi ho fatto festa di piazza. Ah. Villaggio Santa Rosalia. Cresciuto a Romagnolo. Romagnolo, uno dei pochi italiani trasferiti in Groenlandia. YouTube, certo. Ragazzi, non ci avete scritto tutti da dove ci state seguendo però, Stanno scrivendo. Stanno scrivendo perché noi stiamo Grazie. leggendo. Ciao, mi chiamo Anna, saluti dalla Germania. Canti, non mollare mai che ci da Alessi. Mai non mollare mai se non ce la fai. Tieni duro e aspetta che il momento prima o poi, finché vita avrai, non mollare mai. Manda avanti il cuore che domani vincerai. Arriveranno gli eroi, un contratto per sfidare i sogni, finalmente lo avrai. Ma la strada sarà in salita, non è semplice questa vita. Da una torre cadere non è difficile. Mai non mollare mai. Che hai detto Daniele? No, sto leggendo i messaggi. Borgo Nuovo, un bacio a tutta Borgo Nuovo. Leggi, canta Killat non è come te. Senti, no. Canta per mia cugina Desiretti, cercherò. Impazzisce per quella canzone che hai fatto. Ti cercherò, l'hai capito qual è? No, Come no? L'hai fatto tu, solo che poi l'ho ricantata io. Anni fa. Ti cercherò. ti troverò, dovessi odiare nel mondo, giuro lo farò e ti amerò. Io con la forza del mio grande amore. Allora, quanti messaggi, mio Dio. Poi canta un pazzo su Dia. L'abbiamo cantata prima. Un bacio, oh Palermo è esagerato, un sacco di palermitani, che bello. Siamo due palermitani in diretta. Due palermitani, voglio, senza offesa. L'ha fatta Mario Di Stefano. Ma di cercherò l'ho scritta io insieme a Mario e l'ha incise lui. Sì, È vero, bella. bellissima. Complimenti a tutte e due, grazie. Tutta la famiglia ti stiamo Amore, vedendo. Angela Casabui sta in diretta da 3 ore. Ciao, Angela, un bacio. Salutare Chi ti può macchiare? Chi ti può macchiare? Chi va a fascino cielo che ne stelle rindanate tempeste. Chi ti regala rindana carezze tutto l'universo.
chi te può vivere, chi te fa esistere, chi te può anche me, chi con mai se te rimane senti con il suo cancelli, chi te fa vivere un sogno pure, se non stai dormendo, rimella chi, se non son chi. Parlate tutti e due palermitano. Oh, che a fare? Amore, canta qualche ragazzo. Canta qualche canzone, amore. Amore. Oh, ma si sta morendo un cavolo. Oh, ma si sta morendo un luogo. Ma Pandetta te l'ha mandata quella nota audio? Quale? Quella di Barbara D'Urso? No. Ma che stai dicendo? Mi sono sentito. Aspetta, te la mando io. Stavo morendo io. Perché? Una cosa in siciliano, ma pazzesca. Mandi in privato. No, te la mando in privato, è normale, io te la mando pubblica. Mo te la giro intanto e poi dopo in privato mi fai sapere com'è. No, è una cosa che imita Barbara D'Urso, capito? Ma perché? Ma Barbara D'Urso ce la fa parlare con siciliano? Non ho capito. Barbara D'Urso ce la fa parlare in siciliano? No. Senti. Ma che mi facciamo ore oh? Che stai nato? Io ci sono mandati a is. Ma uno che tosse fa tosse e poi ci chiama avere. Che tu vuoi vedere? Ci dobbiamo vedere. Aspetta che è bellissimo. Buongiorno a tutti. No. Daniele, ma non può capire. Ho riso per almeno, penso, mezz'ora. Mamma mia. Ma Pandetta dov'è? In diretta? Che sta facendo? Non lo so, forse è entrato in diretta. Sta Barbara. Ollo voi. Ma te la inoltre, va bene? No, Daniele, ma è impressionante. Troppo bello, uguale. Ragazzi, intanto lasciate il like, mi piace, col dito all'insù su YouTube, mi raccomando, fatelo tutti. Condividete, ragazzi. Condividete. Ragazzi, per quelli che sono su Instagram, invece, quelli che sono su Instagram, c'è una freccetta così, la vedete qui sotto? C'è una freccia, mandate il video, questo video mandatelo a tutti gli amici vostri, così entrano tutti in diretta. Condividiamo. No, volevo ripubblicare su Facebook la puntata. Forte, su Facebook sì. La pubblico pure io. Bravo. Bambola, ma tu che hai fatto? Mi hai abbandonato al mio destino? Sto fumando, amore. Brava. Non mi fai fumare in diretta. No, in diretta non si può fumare. Dani, dobbiamo fare un bel concerto giù in Sicilia. Lo facciamo a Palermo, nella nostra città. ok? Bravo, Lo facciamo a Palermo, Daniele De Martini e Tony Colombo. bravo. Facciamo il Teatro Golden, No, ci vuole un posto più grande. il massimo. Oh, No, ci vuole l'arena, come si chiama? Il Verdura. il Teatro Verdura. Sì? Daniele De Martini e Tony Colombo. Due siciliani. Due siciliani un po' napoletani, se da chiamare. Due siciliani un po' napoletani. Va bene? Questo sarà il concerto. Due siciliani un po' napoletani. Bene, una bella idea. Ti piace? Ragazzi, fateci sapere se in serra 574 scrive due munnezzi. Vabbè, pure. Due? Pure è buono. Due munnezzi. Pure è Ma la buono. munnezza sempre serve, costa pure. Stai seguendo pure però. E tu sei più munnezza perché stai seguendo. E dici. Bravo. Come si dice a Palermo, te lo dico in siciliano, si bucati munnezzi. Vabbè, ma non dare niente da No, fare. ma mi piace perché ci seguono e anche loro fanno i numeri. Bravo. Quindi continuate a farlo perché voglia. ci fate crescere. Bravo, Lupacchiotto. Molto napoletani, due bombe. Grazie. Colombo e Daniele De Martino a Palermo, se ne cade Palermo. Lo facciamo in estate. Fine estate, agosto. Facciamo un concerto, Daniele De Martino
Giulia, dobbiamo solamente decidere la data. Ok? Scegliamo la data e facciamo un grande concerto. Per favore, qualcosa di Poi Gianni questo concerto lo Celeste. portiamo in giro per il mondo però. Come? Poi questo concerto lo portiamo in giro per il mondo. Se funziona come diciamo noi lo portiamo in giro. Lo portiamo a Napoli, lo portiamo in Puglia. Assolutamente Germania, sì. Milano, Torino. Ho un desiderio di fare un concerto in Puglia. Bello, lo facciamo a Bari. È un sacco di tempo che non vado in Puglia e mi manca la Puglia. Calabria. La Calabria, tutte le zone. Roma. Ci vuole un concerto a Roma. Roma. Ci Sono sono stato tantissime volte a Roma. un sacco di amici miei che hanno commentato stasera che stanno in diretta. Mirko Pedone. Grande Mirko. Catania. A Catania poi prepariamo. A Catania dobbiamo fare un bel concerto. Leggiamo qualche bel messaggio. Tony da Palermo, saluti, una meraviglia, siete bellissimi. E il concerto a Palermo è stato bellissimo al Teatro Verdura. Lo rifaremo. Sai, C'è Giuseppe. Ti racconto una cosa. Vai. Nel 2016, Sì. penso che lo sai, ho fatto il mio primo concerto al Teatro Golden. Sì. In un mese sono stati venduti 1200 biglietti. Tu sai che il Teatro Golden ne riceve 1000 ma Sì. al massimo. Quando si aprì il sipario e ritornai indietro minimo 6-7 anni prima, quando bambino nel 2008 guardavo te su quel palco, era il tuo primo concerto È al vero. Teatro Golden, emozionatissimo. Sì. Ecco, diciamo che mi sono rivisto in quella scena, però che allora ero io a guardare te. Il pubblico. E stavi avverando tutti i tuoi sogni e ci sei riuscito alla grande, perché poi l'anno dopo sei ritornato nel 2009 con un grande concerto il Velodromo, forse uno dei più bei concerti che tu abbia mai fatto a Palermo. Ti racconto una cosa del Velodromo che è bellissima. La settimana del concerto uscì un comunicato stampa che avevamo venduto più biglietti di Tiziano Ferro, perché c'era il concerto di Tiziano Ferro la stessa settimana del mio concerto e in prevendita io avevo venduto di più. Il Velodromo fa 4.000 posti e quindi no, 5.000 posti fa, mi pare 5.040 posti, 5.000 e qualcosa, vabbè. Comunque in prevendita io avevo più biglietti venduti di Tiziano Ferro. È imparagonabile, voglio dire, perché Tiziano aveva il biglietto che costava 100 euro e il mio costava 15. Però per i numeri non gli interessa se un biglietto costa 1.000 euro o uno costa 10 euro. L'importante è quanti biglietti erano venduti. Quando arriviamo la sera al concerto, facciamo le prove, 2 giorni di prove e tutto. La sera io arrivo al concerto alle 20, alle 20:10, 20:15. Prima di entrare chiamiamo quelli che erano dentro, dice allora si è riempito, perché avevamo i biglietti venduti, quindi era per forza doveva riempirsi. Dice no, non è vuoto, ci sono 500 persone. Noi morti, certo. Dice com'è possibile? Abbiamo venduto tutti i biglietti, è impossibile che non ci stanno la gente. Ma andiamoci a fare un giro. No, andiamoci a fare un giro. In quel momento, papà, ma chi lo è, papà? Volevo morire. Vabbè, dice andiamoci a fare un giro, prendiamoci un caffè e torniamo tra 20 minuti, magari. Comunque andiamo a prenderci un caffè, stesso vicino lo Zen 2. Ritorniamo, erano le 20:45, penso, 20:45. L'entrata del velodromo, tu entri con la macchina, si entra sulla pista proprio del velodromo. C'ero, quando hai portato le pizze, c'ero io. Bravo. La macchina nera. Con la macchina nera, la macchina mia. Comunque io stavo entrando e la curva, diciamo, della pista ciclabile dovevamo passare con la macchina. E sulla destra c'era tutta sta gradinata con tutta, diciamo, doveva esserci la gente. Comunque Dani, entriamo dentro, pensa che quel giorno avevo visto mio figlio Marco dopo 20 giorni che era nato, perché era il 30 di maggio se non sbaglio. Mio figlio era nato l'11, quindi aveva 18-19 giorni.
Comunque arrivo lì, entriamo, senza chiamare, entro e comincio, non si vedeva niente perché c'era il muro. Piano piano vado avanti con la macchina, si poteva camminare pianissimo dentro il velodromo, piano piano a 10 orari. Piano piano questo muro si faceva sempre più evidente e si iniziavano a vedere la gradinata stracolma di gente, non ci entrava nemmeno un ago. Quando sono entrato mi sono fermato, hanno capito che ero io nella macchina, hanno fatto un boato pazzesco e lì ho capito quanto la mia città mi amasse. Perché tutte le volte che andavamo in piazza era comunque, si sa, la festa di piazza magari pure se, come dici, se uno non gli piace l'artista solo va a vedere, si passano la serata. Invece a pagamento è diverso, il biglietto costava 22,50 €, non posso mai scordare, 17,50 € e 22,50 €, erano due settori. Quindi vedere 5-6 mila, non mi ricordo quante persone erano, 5-6 mila persone. Vedere 5-6 mila persone lì, tutto stracolmo, tutta la curva piena di gente, per me è stata una cosa, cioè un'emozione impressionante. A me questo episodio lo racconta sempre un ragazzo che oggi è cresciuto, ha fatto strada, e quello è stato il suo primo concerto, l'ha affrontato veramente alla grande, nonostante la sua prima esperienza. Vediamo se riesce a capire di chi sto parlando. Andrea Zeta, No, non era Andrea. chi è? Andrea c'era lì, no? No, di chi parli tu? Ah, che era con me? Sì, che era con te quella sera. Non Ma era tu dici un Andrea, cantante? No, musicista. Ah, Antonio. Ignazio. Gli è stato comprato il basso. Piero Sala. Ah, bravo. Era la mia band, erano tutti insieme. Lui me lo racconta, dice è stata un'emozione grandissima, anche perché dice io non avevo mai suonato, io suonavo in chiesa, dalla chiesa dice ti passano al velodromo con 7.000 persone. Sì, sì. Non sapevo. Hanno dimenticato le canzoni, poi perché ce ne so che c'è stato Antonio o lui che hanno dimenticato qualche canzone, non so. Sì, sì, ma è stata una Nico, cosa... battente in diretta! Chi è? Chi è? Nico in diretta. Sta in diretta su Instagram. Oh no, qua, è entrato in diretta. Ciao Nico! E comunque sono delle esperienze che non te le scordi più. No. Per me la stessa cosa è stata Piazza Mercato nel 2010 a Napoli. Ho fatto il mio concerto, il concerto era il mio primo concerto dopo che mi ero, diciamo, distaccato da Barbetta. E quindi era il mio primo concerto autoprodotto. E per me è stata anche quella un'esperienza impressionante, perché lì... Una delle prime scommesse che hai fatto Sì. a Napoli su di te, perché poi ti sei ritrovato da solo. Sì, poi sono stato da solo, mi sono sempre autoprodotto da solo e quindi ritrovare 25.000 persone in piazza per me è stato... Presentava Ida Jespica, c'era Canale 5 in diretta, è stata una cosa pazzesca. Vabbè dai, qualche cosa da raccontare l'abbiamo, dai, qualche cosa si può raccontare. Poco. Poco. Ragazzi, speriamo che non vi stiamo annoiando con questi discorsi, ma sono cose belle. Non crediamo perché stanno ancora quasi 3.000 persone in diretta, Ma bene. Non credo che si stanno annoiando. L'Arena Flaghea. E l'Arena Flaghea è stata un'altra esperienza, poi te la racconto, una cosa bella dell'Arena Flaghea, aspetta. Che lato non è come te, sape sentire quando fa male il cuore, che invece che saputo fa, e mi sono male che ho parlato male, che sbagli se la da aspettare, che prima roba pure amore se ne va. Un bacio ragazzi YouTube che me l'hanno richiesta, che Lad, scritta da me e cantata da Daniele Marciano. Aduamo bene cerchi nulla fa mancare. Daniele, c'è una storia con questa canzone pazzesca. La so. No, non ci posso credere. Sì. Dici? Te la racconto io? Sì, Posso? sì, accetto. Posso nominare altri artisti? No? Certo.
questo pezzo è destinato al grande artista, qui noi lo sappiamo, Mauro Nardi. Bravo. Scrive questo pezzo. Mauro Nardi per impegni di lavoro dice sì, poi magari poi questa cosa va a sfumare, non c'è Bravo. nulla da più fare, e porti questo pezzo a Catania. Lo porti a Catania, lo volevi cantare insieme a Gianni Celeste. Bravo. Gianni forse in quel momento disse no, se non ricordo male. Aggiornami. Sì, vai, la tua versione. Gianni disse no, poi disse la voce. Avete fatto il video tu un giorno, lui in un altro, perché Sì. poi non vi siete visti. Questo brano dal vivo non è stato mai cantato, perché non è stato mai cantato insieme, però avete avuto un grande successo. Però il brano non era destinato a Gianni Celeste, ma era destinato a Mauro Nardi. Questa è la prima verità. E poi, lo sai perché lui non la voleva cantare? Perché il pezzo parlava di un ragazzo, io ero suo figlio nella canzone, io ero suo nel testo che ho fatto io ero suo figlio e lo andavo a cercare dopo 20 anni e dicevo tu sei mio padre, devi riconoscermi, devi darmi il tuo nome. E il testo era tutta un'altra cosa. Per questo lui non la voleva cantare, era molto drammatica la canzone. Lo convinciamo per fargliela cantare. Appuntamento alle 3 del pomeriggio in studio. Dove? A Catania, alla Sia Musica. Parli di Gianni Celeste? Parlo di Celeste. Ok. Gianni si convince, però non era felice di questo testo, non ci piaceva, dice no, a me non è troppo alla Mario Mero, non lo so. Bravo. Cantala Gianni, fallo per me, cantala. Ok. Io non ci potevo pensare che a Gianni non piaceva quella canzone, perché dicevo perché andare a cantare una canzone che non ci piace? Perché io non la canterei mai una canzone che non mi piace. Sì. A pranzo ero a mangiare, ero a casa a Catania a mangiare, mi metto il piatto da questa parte il foglio con la penna e nella mia testa mi cantavo la canzone. E mi sono scritto durante il pranzo, dall'1:30 fino alle 3 quando devo andare in studio, mi sono scritto il testo nuovo, questo qua. Ma ormai che posso fare, si la decise già. E ho scritto tutta la canzone, ho cambiato in 1:30 tutta la canzone. Quando sono arrivato in studio, che Gianni è venuto puntuale come sempre lui è, Sì, vabbè, lui è una persona molto puntuale e seria. ho detto Gianni devo farti sentire una cosa che ho fatto, ho cambiato il testo. Lui diceva, già non mi piace, mo mi cagni pure il testo. Dice, no aspetta, te la voglio fare sentire. Gli faccio sentire la canzone e lui impazzisce. Dice, mamma mia, questa è bellissima, meno male, no, non la volevo cantare quella. Allora, La incide e poi abbiamo fatto il video che eravamo separati perché non eravamo, per impegni di lavoro suoi e miei, non eravamo insieme. pensa a me. Capite? E cantò questa canzone alla fine poi felice, capite? Ma io cagnavo i testi in 1:30, cambiai tutto il testo. Ma poi come se ne vedevo che i testi su Lis, quando le cose devono succedere, capite? E fece un successo, ha avuto un successo quella canzone a Napoli pazzesco. Sì, io e Gianni stiamo collaborando insieme, stiamo facendo un pezzo insieme. L'ho sentito, ho visto il video. Sì. Ho scritto il primo brano, glielo porto? No, però non mi piace, già l'ho fatto, no, ma perché questo? Gianni è bella la canzone, no, non mi piace. Mi ha fatto cambiare la canzone quando gli ho portato la seconda. Tu scippa la testa, chi si spacca, chi sta buona. È così. È così, vabbè, ma l'artista deve essere contento. Cioè, noi se abbiamo la canzone e non siamo contenti è inutile. Sì. Poi Gianni, oltre la sua bravura, è un grande artista ormai da tantissimi anni. No, ma è un uomo serio, Leggenda. molto Gianni serio. è una leggenda, è una persona molto seria. Sì. E se no è no. E quindi- Gianni è una persona molto seria, io ci ho collaborato, poi abbiamo lavorato insieme, abbiamo fatto un sacco di cose. È una persona che io stimo tanto. Sulla nostra spiaggia, ma non ci sta più, si è fermato il cielo, non si fa più blu, era poi il barista, e noi caffè. Vai. Aggiornami, quando stai insieme a me. Gianni è un altro che ha tipo 200 successi. Gianni forse è il cantante che ha più successi di tutti. Più quanti. successi di tutti, è vero. Sicuro, questo è sicuro. L'infermiera di notte che fa turno con me,
si è fissata per forza a me può pagare. Non sopporti mia moglie, è stato un anno di strada. Per mi conquistare. Troppo provocante, case scena così. Infermiera di notte, mo sa. No, mi fa morire. Bene, ma lui ha una marea di successi. Sei chiede in un Ma tu sta perché non mi appartiene, perché mi piace tu, senza di non posso stare, mi sento impazzire, io pensando a te. Bello, bello, bello. E tuo papà Vezzosi non è pure una bomba. Certo, certo, il grande Vezzoso. Ovvio che è una bomba. Ieri mi sembra che hai cantato una canzone bellissima di Gianni. Sì, un'altra canzone bella, sai qual è? Rindo scuri stocca, nel momento migliore non ti faccio toccare. Senti a te che dicevo, Gianni non mi lascia. Se quel giorno quell'auto Non ti faccio smare. io fossi per con me, tu mi davi la sposa. Senti a te che dicevo, Gianni non mi lascia. Bellissimo. Che ci avrei Viva Gesù, mi pigliamo la mano per un chiagnere più. e tu invece ti scusa. Scusate di me, Troppo nanna, caire tua vita di. Grande pur Gianni pure c'ha un sacco di successi, eh. Io me lo ricordo quando è esploso a Palermo, diciamo che eravamo a Palermo, io ero ancora a Palermo, con sì, la canzone con padre, bravo, col suo padre, che poi questo brano era destinato a un altro artista. Lui lo porta e questo artista gli dice bella la canzone, però me la devo cantare io. Come te la canta? Dice io scrivo la canzone e tu la picchi, non è su Certo. io lo voglio cantare con te. No, dicevo devo cantare con mio figlio. Tu sai Gianni, quel modo suo che c'ha. Lo capisci, no? E poi l'ha cantata con suo padre per gioco, perché lui la dava per persa quella canzone. Invece Canzone che ha fatto un successo, ma spopolata a Palermo non sentiva altro. Quale? È un pezzo di Gianni Vezzosi col padre. No, però dimmi come stai. Na 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 mamma, parla di una il colloquio col figlio, capito? La canzone emozionante proprio da morire, bello, bello. una lettera, il padre che non può fare il colloquio. Ah, in una lettera brava, mi ricordo. Io non posso venire, io con mamma presiamo di chiarire e c'è tanta strada, però dice noi ti pensiamo sempre. E lui dice non ti preoccupare papà, dice io casco. Sto bene, non ti preoccupare, si non viene, capito? Bello, ma che è successo facendo? E poi c'aveva una spagnolette cottono, come si chiamava quella canzone? Così mangiamo siete voi. Noi e te. Tu argomento ma che io non lo chiedo. E siamo a mettere. Bravo. E siamo a voglia. Sempre quel disco là fatto dalla GS, bellissimo quel disco, era una bomba. Poi c'è le lacrime, ma scendono con papà, mio stasera, voglio sapere come, mamma mia. Bello, bello, sì, sì, è vero, è vero. Ne ha successi. Ah, tantissimi, pure Gianni ha fatto un sacco di canzoni belle. Ma Papa 19 ha fatto successo dappertutto. Quello è il successo più grande, è la bella bionda della situazione. Bravo, bravo. Solo che erano altri momenti, non erano momenti del web, capito? Allora giustamente No, era un poco più lento. Sì. Però i successi ci stanno. Tu immagina a 19 con un videoclip, oggi sui social è quello che succede. Sì. Ma sembri incinta in questo maglione. Te lo giuro. Perché là? Non do niente pensa. Non te voglio te pensi. Che sta giocando da ieri? Non te voglio te pensi. Guarda c'è il ritorno. Se un'immagine che non mi fa più campare. Sì, che pensa con me. Mi vogliono occhiali. Anna Colombo Navetti scrive: ti credi di avere successo parlando per me? Anna, ma io non ho mai detto che sono un cantante di successo, io sono un cantante popolare. Anna, fatta la quarantena e state zitta. No. Guarda, io non sono un cantante di successo. Ragazzi, Successo
Baglioni. Ragazzi, il successo non è nemmeno quello di Baglioni, il successo è quello di Michael Jackson. Quello è il successo. La Pausini è una cantante di successo. Noi siamo tutti cantanticchi piccoli così che ci divertiamo a cantare. Siamo cantanti che facciamo poco, ma che arriviamo dritto al cuore della gente. Poco. Nel bene e nel male. L'infermiera di notte che fa turno con me, con mia moglie. Io di nascosto c'ho l'amante, la casalinga tutto sesso, mi sono in trappola e st'amore. Ho litigato con mia moglie, io di nascosto c'ho l'amante. Devo fare una cosa che ieri sera mi hanno bombardato di messaggi. Metti quel vestito rosso, io vesto ambresse e vengo a te pigliare. Sciogliete i capelli, metti un po' di trucco bella, come piace a me. E ti porterò lontano a domani sciune, che ci povere. O sapere che si amanti, sto segreto solo lui la ma sapere. Non parlare, non farmi più aspettare, fammi riattaccare adesso e volo subito da te. Con me dolce sta serata, tutti e due abbracciate, che felicità. O dice sta tutto mondo, che sono pazzi te, ma non lo posso fare. Un bacio a tutti quelli che me lo salutano ieri sera, mi hanno fatti 157.000 Che adesso? Perché non ti più qua? Dove mi devo mettere? Un po' più qua, più girata così, però. E stai più vicino a me, certo. Pandetta, dove sei? Pandetta, sei vivo? Lupacchiotto? Oh, cantiamo la canzone di Comandetta. Vai. Qual è? E il più famosa qual è di Pandetta? Aspetta. Aspetta un me. Voglio a te, ancora una volta, ma manca st'amore, ma manca perché. Voglio a te. Mamma da ricordi da mente, quando vede la Comunque Fred Palma ha fatto cuoricino. Fred Palma ha fatto meno successo di te, Pandetta. Che è successo di Comandetta che prendete mai? È vero. Fred De Palma, come si chiama? Fred De Palma. Mannaggia. Ma poi lui ha la forza di essere riconoscibile, capito? Cioè quando tu lo senti in radio, lo sai, Lui è un personaggio, lui è un grande personaggio. Sì, lui è un personaggio. Creare un personaggio. È vero, eh? È un grande personaggio, che non è facile oggi esserlo, perché tutti lo vogliono fare. Certo. Ma quasi nessuno ci riesce. Che sia chiaro. Pandetta, buonasera, come stai? Lupacchiotto? Vai Nico Forte. Allora Nico, per cortesia me lo mandi una nota audio che la facciamo sentire in diretta? A Toni Colombo cos'è fatto a Giuseppe Sant'Orocino mentre camminavano in macchina. Come? Poi ti fai raccontare da Nico Pandetta che cosa ha fatto a Giuseppe Sant'Orocino mentre camminava. Cosa gli ha fatto? E così stare che fai tutto così. Immagino. Lo facciamo sentire in diretta, eh? Ah, stai ridendo! Lo sai che facevi? Oh, lo voglio sapere pure io poi dopo, vero? Allora, tu sai, Nico più delle volte cammina, no? Abbassa il finestrino e ha i suoi bisogni. Hai capito, no? No, non lo voglio capire. In vai. diretta non lo voglio capire. Bravo. Daniele, leggi digli a Tony di cantare Il mondo delle favole. Mo la facciamo. Wow, mia cara Luna, l'abbiamo cantata prima, ragazzi. L'abbiamo cantata prima. Sì, ma non vedo il mi piace in coppo video, ma perché? Mi piace sul video, ragazzi. Forza, fatevi vedere. Ma non è tardi. Ma tu sei un Quando parla lupacchio. siciliani. Mimmo, vuoi fare un saluto? Vieni qua. Che ti stai mangiando? Che ti vogliono come il pane, Mimmo. Buonasera. ragazzi. Lui è la mia domestica. La conosco, ciao, come stai? Bene, tu? Tutto
Tutto bene, tutto bene. Fa piacere. Lei si chiama Dominique. Guarda che si sta mangiando Piacere di Che ti conoscerti. stai mangiando? Una palla. L'aranza. Vedo che Tony e Tina ti amano. Lo Non sa, ho lo sa, capito. lo sa. Vedo che Tonettina ti amo, l'ha detto. Anche io a loro. Sì, è vero. Perché mi fa il tè a luna di notte. Ah, per Vuoi questo. fare un altro caffè? Mo ci fa un altro caffè perché ci ho. Mimmo, ci ho. Non è colpa nostra, ci vuole. Come supporti ne supporto nessuno. Allora, qui silenzio, oh silenzio, silenzio. Oh, voglio te, ancora una volta, ma manca st'amore, ma manca perché. Voglio te, ma quando arrivo continuamente, quando arrivo pandetta cantava. Un bacio da parte mia a te e a Daniele. Buona serata, voi due. Qua sei un grande, Pandetta, tu sei un grande. Dove sei? Ma perché non fate un bel duetto insieme? Tony Colombo e e Daniele De Martino? Che sta scritto? Voi due insieme volate. Grazie, grazie. Allora dobbiamo comprare subito questo elicottero. Subito. Ragazzi, secondo me la sigla deve essere questa. Oh, voglio te, ancora una volta, ma manca st'amore, ma manca perché. Voglio te, ma quando arrivo continuamente, quando... È forte, voglio. C'è poco da fare, ragazzi. Questo è un personaggio. Grande Pandetta. Forte. La canzone chi la scrive? La scriviamo io. Tu e Francesco D'Alema. Va bene. La scriviamo. Facciamo una cosa, scriviamo una io, una tua e una da lei. E vediamo qual è la più bella e la facile. Meglio, no? Ci sta. Meglio, no? No, sì. Bello, bello. Sto leggendo nel frattempo, per questo guardo lo schermo. Tony, non si vede bene. Amore. Non lo so perché non si sa. Ma invece mi spiego una cosa. Vai. Ma quella canzone che tu hai cantato nel disco.it e quando è asciutto non l'ha fatto successo. A Qua. distanza di 15 anni ha fatto successo, è una cosa proprio. Ma guardava, ma imbrugliava, con chi stocchi ma Quando è andava. uscita nessuno l'ha cagata. È vero, è vero. Da Leo scrive, io non so scrivere. Az, se tu non sai scrivere, noi ci abbiamo la mezzo tu quando. Da Leo, forza, preparati che scriviamo questa bomba. Da Leo, vedi quello che devi fare. Ma para ieri Daniele De Martino. Perché sono in diretta. Vai, vai. Ma parla ieri quando stiamo abbracciati. Vai. Quando io niente tolto a me, tu la scrivi. Quando la prima volta noi abbiamo fatto amore, non può finire il nostro amore. Oggi tu vogliamo chiudere, e chi lo perde sussurri. Se veramente te ne vai, mi lasci solo quelle guai. Quando ci ho dato buonanotte, a dirmi da dormire, a dirmi da dormire. Mio cugino Tony scrive canta scugnizza. Mamma mia. Scugnizza, mamma del padre ti si incazzano, che sta faccia i figli soccano, e innamorati ti si arraggiano, ma non quasi mi sa essere, ma tu fai solamente chiacchiere, perché non vuoi nessuno. Ci canti il duetto con Tina e basta. Il duetto con Tina, guarda che duetto. Oh, mamma mia. Ma non c'è nessun duetto. Non la vuole fare la canzone con me, che devo fare? Forse che nella RSS pensi questo vero. E te volessi mai una domani, e mai lavate in città sta casa, straiata sempre coppa di divano, coppiette nel rossetto innanzi a te, rossore, rossore,
Attienda non me non dispiacere, Russure, Russure, ti voglio tanto bene, sto sincero, ma se torna alla casa no che sera, non sto che vado ora a te, ti faccio una carezza, sta facendo, te levo sti bellezze. Dani, non può cantare con me, come la già fa? Non so cantare. Allora, sì. Francesco D'Aleo scrive: Tony, canta Mi fai l'amore, eri ancora un bambino. Mi ricordo solo il titolo. Vai, vai, Fai, fai, fai l'amore, fai, fai, fai l'amore, e chiamo volle con me, non voglio aspettare, ma non viene a sapere nemmeno mamma, si modo di spugno con me, o sappiamo solo e te, fai, fai, fai l'amore, fai, fai, fai l'amore. Wow, 1000 anni fa. Dani, canta Tu sei importante. Tu sei importante, il tuo papà ti pensa sempre. Devi credere alla gente, ma tu basta, maledetto, ma voglia. Tu sei importante, ora non passa tutto quanto. E tu sei cambia debolezza, non è riuscita a tutte notti per la carenza. Occhi verdi come lei, nei movimenti sempre la mia mamma sai, tu resta sempre il tuo cuore, nessuno sa come io fossi st'amore, tu sei importante. Bella. Ti amo tantissimo, lei è al posto tuo. Tony, canta un po' di Barbara. Tu ti hai pigliato cuore Barbara. Come fa? Tante Barbara. Ah? Non lo so. No, a me piace altro di Alessio, cioè Barbara è bella però ci sono delle canzoni bellissime. Che vita è, Se davvero te ne vai, senza di te resto solo coi miei guai. Tu non ci sei. Francesco D'Aleo ti scrive: mi metto subito al lavoro e vi prendo in parola. E noi parliamo seri quando parliamo, mica parliamo a chiacchiere. Veramente, diciamo, non stiamo scherzando, vai. Bravo. Subito. Prepariamoci. Vediamo quello che dobbiamo fare. Wow, lei e lui. Fiorellino, vai. Oggi parla con te senza telefonare. Stiamo per i vicini. Come posso uscire tu perché da già guardare sotto al quartiere. Non voglio sbagliare più. Forse hai ragione tu. Ma che ci posso fare, ora se ne va, rinde male pensieri, però sei pure tu, che non mi puoi capire, volessi per a te, se fosse come a me, non sai che male fa, se non ti può guardare, voglio parlare con te, non si può mai sapere, mi cerco scusa ancora. Si sono gelose te. Va bene, che bello ragazzi, che bella serata. Almeno abbiamo passato un'altra serata, hai visto? Bella, bella. Vedi, mezzanotte e 25, Un'altra bella serata in compagnia di tutti voi. Che bello. Ho visto che mi piace su YouTube sono aumentati, bravi. Continuate a mettere like, mi piace, dito all'insù
sul video, mi raccomando ragazzi, fatelo tutti. Che bello ragazzi, che bello. In musica si sta troppo bene, sempre bene. Ma dei messaggi YouTube. Wow. Questo amore provvisorio che era nato per finire. Sta con noi tutte le settimane, sta con noi non può morire. Tu porta a casa noi, io porta a casa mia. Ma c'accire tutti i giorni, ma non ci fa morire. Vediamo se c'è ancora qualcuno in diretta. Vediamo se ci riusciamo, Lupacchiotti. C'è ancora Daniele con noi. Guarda che più mi cantassero quale canzone. Dani? Un'altra ora se n'è andata. Sono 2. È solo 2 ore, No, vai. sono 3. Per me sono 3 ore, con te sono 2 ore. Questo sta morendo. Questa è la seconda. Un'ora e mezza, Dani. Ma te nessuno. Ora stanno dormendo. Ma come te non ci sta nessuno, tu giuro, nessuno. Io ti guardo e ripeto ancora, sei l'universo. Che realizza tutti i sogni miei. Tu hai capito bene chi sono io. In tuo cuore tu ci sto solo io. Io non vivo se non tengo a te. Facciamo pace perché siamo io. Sei solo la mia. Non pensate che ti braccia nate, tu affanno respiro, non mi saccio manco immaginare. Perché la vita mia sei solo tu. Piaciuto questa cosa? Ragazzi, volevo cantare qualcosa di Tommy Riccio, Tutte e due insieme non ce n'è per nessuno. Libero, ti camminavo in tutte le strade di Napoli. Canta io che ti cerchiamo. Ah? No, scrivono canta io che ti cerchiamo. Vediamo se arrivi, vediamo se colleghi. Non ho già capito, Kate. Cerchiamo pure da lontano, sto pensando a te. Cos'è? Cos'è? Ci sei dentro. E come, qual è? Dimmelo. No, è brutto a dirlo in diretta. Ah, perché quello- Ora ti mando un messaggio. Senti qua, senti. E sei bello come si. Pomeriggio. Chi per te va campazzi. Non mi posso fare l'amante, pure se mi tratta male, non sono bravo a te tradire. Ti senti buono, sì? E sei bello come si. Quando giuri mi lascia, quando non mi arava porta, o ti ingazzi a look forte, ma non mi vuoi bene più. E poi da stregni, ti brogli, ti sfogli, con mille carezze ti rico, ti voglio. E mentre cammino per coppa per strada, ti s'abbraccia per terra. Tu rindoli che ti sia ancora più bello, ti scioglie i capelli ma come sia guerra, e quello che vanno facevano in terra, facciamo e te. Omaggio a Tommy Riccio. Forza Tomà, oggi bisogna me Mo ce l'ha suonati da una festa, la festa di Giorgio stavamo. mamma. Mo, oggi bisogna che fare l'amante. Sono Tommaso Riccio, buonasera. E poi è bello Tommaso. È bello, Tommaso è un genio. Un po' di compagnia in un momento così difficile, grazie Daniele e Tony, siete unici, siete
unici artisti di Palermo che veramente avete portato la nostra Sicilia nel mondo. Grazie, 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 Lupacchiotti. Wow, non te dite una lira. Serie? Su qualcosa di soldi. Ma senti, ma ci dici un prestito? Questo coronavirus ci ha ucciso, ti riprende. Ma semplicemente vecchio, quindi dobbiamo scrivere subito un brano, a ma fa qualcosa. Ci vuole subito qualcosa. Velocemente. Subito. Ci vuole subito qualcosa. Ma scrivere subito. Daleo mi ha mandato un messaggio, sto già scrivendo. Wow. Oh, Daleo è pazzesco, Allora, Daleo è geniale, c'ha un sacco di idee bellissime. In un anno ha scritto 3 successi mondiali, quasi mondiali. Certo. 80, 70 milioni, 50 milioni, 35 milioni, sono numeri. Quindi ragazzi io ve lo dico e lo dico a nome di tutti i cantanti. Io quando canto le canzoni molto spesso dico sempre chi le ha scritte, di chi sono le canzoni, perché è importante dare merito a un personaggio, per esempio come Francesco, o un personaggio che ne so, come un altro autore. Dare merito agli autori è una cosa bellissima, ragazzi. Io lo dico perché sono uno che scrive le canzoni per successi, quindi questa è una cosa che dovremmo fare di più. Io lo faccio sempre, invito tutti i cantanti a farlo, a dire sempre chi ha scritto le canzoni, o il testo e musica di chi è, e dare merito a chi lavora. Ecco, ora noi ci stiamo divertendo qui e Francesco magari già sta lavorando, come lui, come tanti altri autori, quindi è giusto dare merito agli autori. E poi la cosa bella che io voglio dire, visto che ci stanno seguendo, ragazzi, Bella Bionda, l'autore è Francesco Daleo. Bravo. La canzone nasce che io gliel'avevo bocciata poi. Giura? Quella canzone l'avevo bocciata, a me non piaceva quella canzone. Quando lui me la portò io gli disse no Francesco, cambiamo canzone, non mi piace. Lui ha insistito, no, dice dobbiamo cambiare, è ora di cambiare. Ha avuto ragione. Ha avuto ragione. Devo anche chiedergli in diretta. Ha avuto ragione, perché io quella canzone io gliel'avevo bocciata, gliel'avevo bocciata. Se io non cantavo Bella Bionda, sicuramente avevo fatto 400 serate in meno. Certo. No, ma è giusto che sia così, è giusto perché ci sono tantissime persone che lavorano dietro le nostre spalle. Quelli che mettiamo la faccia siamo noi, ma dietro ci sono un sacco di persone che lavorano. Poi Tony è molto innovativo. Francesco Sì. nei testi. Lo so, l'ho visto, ho avuto modo di sentire delle cose. E sono sicuro che lui, per me, per te, per noi, scriverà qualcosa di veramente forte. Bene. Perché è il suo genere. Lui è padrone di questo genere. Sì. È forte. È bene, è importante. Mi state chiedendo un sacco di persone. Pino Amoroso, Isto Muren, a tu. Ti ricordi di Pino Amoroso? Giuro. Io ascoltavo Pino Amoroso quando ero piccolo in macchina con mio padre, avevo 10 anni. Mio padre va a impazzire per Pino Amoroso. Oh, senti, Tony. Bello. A me mi piace la Nutella. A me mi piace la Nutella, gelata cama. Questa la deve cantare Mary, però. In questo momento solo Mary la può cantare. A Pizzetta che ci sta seguendo. A chi? A Pizzetta, a Nino Pizzetta lo conosci? Chi è Pizzetta? Pizzetta è un ragazzo che ho io a fianco a me. Ah, collabora con te? Collabora con me. Ma lo chiamano Pizzetta, non si chiama così? Lo chiamano Pizzetta. Ah, lo chiamano Pizzetta, ok. E la notte suona meglio di te. Il pianoforte lo suona meglio di te. Credi. Il pianoforte? Lo suona meglio di te. La Oh, notte, vero. lui suona solo di notte. Tipo? Russa. Russa forte. Mannaggia. Canta, ti do la mia parola. Ti do la mia parola, ma Ti do la mia parola, ma nessuno lo saprà. Di me ti puoi fidare, ma tu già mandrà. E tutto quello che accadrà nel nostro cuore resterà, diventerà un segreto che vivrà dentro di noi. Ti do la mia parola, non mi faccio aspettare.
Tutti voglio fa amore, non ti fa desiderare. Mi sono stancato di suonare, fammi campare da realtà, regalami l'abbraccio. Prima di una donaccia mi a pigliare. Canta lei al posto tuo. E chi è? Lei al posto tuo. Bravo. Siamo punto da tassi, quasi conta, senza chiamare. Pure questo sa, aspetta. Non ci sei. Sacci pure che... Come? Non ho capito. Ho detto so pure questa. È bello questo. Bellissima. Dani ti blocchi, non ti vedi? Eh? Che rit? Sai la storia? No, no, sono la canzone. Sai la storia, la storia. La canzone. Natale Galletta, parli te. Parli te. Parli te. A tutta... Come? Come? Isto Mureno e tu, di Pino Amoroso. La amoroso. Pino Amoroso, conosci a Pino Amoroso? Come no? È cantante vecchio, però mamma mia, come una voce pazzesca. Canta di tastacella, non ci voglio stare. Francesco Benigni. In da stacella non ci voglio stare. Alzando prima che ci rimediamo. Sentendo tutto che si nomina. E col lavoro che mi fa migliorare. Cerco qualcuno che mi... Oh, la signora vestita di nero. Sia visto state assendi a me. Stacca vicino a me. Si sta asciuttando le lacrime per te. In cielo voglio bene, vivo mietta a me. Sia visto state. Che vanno più, o figlio buono resta tu. Non dai che manca forza e più parlare. Di Franco Staco. Franco Staco, Gianni Valentino. Ah, la canzone. Di Franco Staco, Gianni Valentino. E come succede di solito, Gianni Vezzoso è Natale Galletta. Oh, Michele D'Amico, ancora tu, qual è? Ancora tu. È una saccia. Ma mi pare questo. Michele D'Amico fai l'invidia. Quale La invidia? goccia profumo. Forse l'invidia Che tutti quanti hanno su di noi. Wow, ma stai parlando degli anni 80. una goccia Ci profumo. Che hai detto, Daniele? Dicono cantate Gennarino. Bello. Chiamami stasera quando... Non torni a casa, se ci sta tuo padre non trovare scuse. Daniele hai cantato Killer. Cantate? O Killer. O Killer. Ah, sai? Tu che sti mani Killer spietate. Questo è Gino del Nero, buonanima. Vezzosi. No, no, c'è Vezzosi. O Vezzosi oppure... Vai, vai, faccio un pezzo, vai. E così male che lei spietate, quando con l'ho sparato senza mai ci pensare. O caso stanco ho passato di fianco, pure da poco voglio tornare. Come lo faccio in sta villa a mare, come lo faccio in una casa in montagna. Buonanima, Gino del Miro. Gino Del Miro è stato un altro bravissimo artista. Oggi dove sposa, come si bello questo vero indicabile. Mamma mia. Bello, bello. Ma stasera abbiamo unito tutti i siciliani che ti seguono e tutti i napoletani che seguono a me, capì? Stanno due popoli, capite, così stasera, abbracciati. Stai con me via Pozzi. Daniele, allora facciamo così. L'appuntamento qual è? Allora, l'appuntamento è, noi scriviamo il pezzo,
Bravo. Scrive Francesco, lo scriviamo. Quando finisce questo coronavirus, vengo a Napoli, Bravo. ci riuniamo e ci mettiamo subito all'opera. Insieme al pezzo nuovo decidiamo le tappe per i primi concerti. Ok? Però Però, di, vicino al pezzo ci deve essere un featuring. ok, chi dici tu? Vai, Un featuring. ok, Quindi il pezzo deve essere a 3. a 3. Quindi io e te è un featuring. È un bel personaggio. Facciamo così, facciamo decidere al pubblico o decidiamo noi? Io l'idea ce l'avrei. Chi dici tu? Facciamo così, facciamo così. Allora, State sparando tutto adesso. no, facciamo così. Ma che fa, stanno montando la gente, sono 3.000. Allora ragazzi, facciamo così. Scrivete, commentate Colombo / De Martino / e gli mettete il nome che secondo voi deve essere il terzo nome di questo trio, diciamo. Va bene? Ok, ci sto. Io l'idea ce l'ho, tu ce l'hai, però facciamo... Però zitto io e zitto tu. Vince la maggioranza. Vediamo un attimo se... Allora, qualcuno scrive Colombo, De Martino, Miraggio. Colombo, De Martino, Armani. Armani chi è? Chi è Armani? Che ne saccio? L'autore? Armani è l'autore, penso sì. Colombo, De Martino, Nico Pandetta. Colombo, De Martino, Miraggio. Colombo, De Martino, Ricciardi. Colombo, De Martino, Alessio. Colombo, De Martino, Gianni Di Giovanni, bello. Colombo, De Martino, Roberta Bella. Colombo, De Martino, il figlio di Gianni Celeste. Wow, bellissimo. Sta scrivendo su YouTube. Colombo, De Martino, Miraggio. Colombo, De Martino, Calone. Pure non sarebbe male. Ciao Marco, ciao Marco. Un bacio a Marco che hanno fatto questo trio, hanno spopolato. Colombo, De Martino, Pandetta. Colombo, De Martino e Tina. Ciao. Cioè, perché ti stai nascondendo poi? No, perché No, ti stai nascondendo, mettiti meglio, vieni qua. Vieni qua. Bettina come attrice. Allora, Colombo, De Martino, io mi metto più vicino perché non vedo. Colombo, De Martino, Gianni Celeste. Colombo, De Martino, Anastasia. Chi è Anastasia? Oh, Che le Cenerentola Anastasia. Colombo, De Martino, scrivono Colombo, De Martino e Cristian Michel. ma fanno i cantanti o messaggi? Vabbè, sì. Ah, sono cantanti. Io scusatemi, ma non lo so. Colombo, De Martino, D'Aleo. Colombo, De Martino, Pandetta. Colombo, De Martino, Nino D'Angelo, magari. Un sogno, no? Colombo, De Martino, Attanasio. Colombo, De Martino, mia nonna, Titina. Te lo giuro, sta scritta così. Colombo, De Martino, Anthony. Bello. Un bacio, Colombo, De Martino, Andrea Sannino. Colombo, De Martino, Pandetta. Colombo, De Martino, Fiorellino. Bello. Wow, Colombo, De Martino, Pino Amoroso. Bello. Grande Pino Amoroso. Colombo, De Martino, Anthony. Pure fosse bello. Certo. Colombo, De Martino, Granatino. Adesso, chi dicono? Colombo, De Martino, Franco d'Amore. Colombo, De Martino, Cantone. Colombo, De Martino, Pino Francese. Un bacio a Pinuccio. Un bacio, Pinù. Colombo, De Martino, Merola, Francesco. Eh. Anche sarebbe una bella cosa. Colombo, De Martino, vabbè, Fabrizio Ferri, Caldore. Praticamente Colombo e De Martino con tutta Napoli. Colombo, De Martino, vabbè, stanno sparando giustamente. Abbiamo chiesto di dire, secondo voi con chi lo facciamo? Colombo, De Martino, un La to. maggioranza chi è? Bene. La maggioranza chi è? Colombo, De Martino, Nando De Marco. Colombo, De Martino, Attanasio. Colombo, De Martino, Gianni Vezzosi. Secondo me Pandetta ci sta sul pezzo. Lo Spartano Diabolic. Un bacio, Spartano. Colombo, De Martino, Noemi Mesto. Colombo, De Martino, Kevin. Kevin è bravissimo. Un bacio. Un bacio a Kevin. E un bacio alla sua produzione. Palermitano come noi, Palermitano come noi. Colombo, De Martino, D'Aleo. Colombo, De Martino, Nenzi. Colombo, De Martino, Celeste. Claudio Mauro. Chi è Claudio Mauro? Colombo, De Martino, Massimo Arciello. De
Bell, anche sarebbe una bella cosa. De Martino Colombo Z, scrivono di nuovo. Bene. Colombo De Martino Pandetta. Colombo De Martino e Fragolone. Un bacio a Marco Marfè. Colombo De Martino Z, Colombo De Martino e Zappulla. Bello. Storia. Colombo De Martino e Raffaello. Colombo De Martino e Mauro Nardi. Lo so che è una cosa impossibile e improbabile, ma io facessi. Chi? No, dopo questo, cioè, no, questo progetto qua. La mia idea da sempre è stata mettere insieme Tony Colombo, Mauro Nardi, Carmelo Zappulla e Natale Galletto. Da sempre. È stato sempre un mio sogno, Titi. La Sicilia. Mettere, no, la Sicilia è Napoli, perché Mauro Nardi. Colombo De Martino e Emiliana Cantone. Colombo De Martino Gianni Pezzuto. Colombo De Martino Leo Ferrucci, Colombo De Martino Pandetta, Colombo De Martino Checco Dani, un bacio Checco. Colombo Zappulla. Bel. Colombo De Martino Pirosso. Colombo De Martino D'Alessio. Ma parlo testa e musica, Colombo De Martino D'Alessio. Bene. Oh, ma non è niente improbabile, lo sai perché? Perché dopo 30 anni di guerra, oggi hanno fatto il concerto insieme Nino D'Angelo e D'Alessio. Nino D'Angelo e Gigi D'Alessio. Quindi voglio dire, non è niente impossibile. Si sono fatti la guerra per 30 anni, per 25 anni, mo hanno fatto i capelli bianchi e hanno messo la capra e dice ma fa bene. Colombo De Martino Miraggio, Colombo De Martino Finizio, bello. Colombo De Martino Pandetta, ragazzi, Colombo De Martino Pandetta sta andando forte. Colombo De Martino Calone pure sta andando forte. Colombo e Bocelli. Giorgio, Mascitelli, Mimmettina, questo è il trio vincente. Colombo De Martino Pizzetta. Ma Pizzetta lo voglio vedere, chi è Pizzetta? Pizzetta è una barzelletta che cammina. Ma tu dove sei adesso? Sei in un ristorante? No, sono sotto casa. Ah, a casa. Da me, su Re. Colombo De Martino Desideri. Colombo De Martino Capozzi. Bello. Colombo De Martino Calone. Colombo De Martino Bambolina. Colombo De Martino Bambolino è bellissimo. Colombo De Martino Enzo Barone, pure buono. Un bacio a Enzo Barone. Colombo De Martino Pupo. Gelato a cioccolato. E ma farò tu questo gelato perché Pizzetta è super. Pizzetta è super. Bello. Vince, Pizzetta vince. Viene Roberto. Bugo Colombo De Martino e poi Bugo se ne va. Un finale chi su qua, Bugo se ne va sempre. Colombo De Martino Enzo Dong, bello. Sarebbe una bella Come idea. fa Tony Colombo a non conoscere Pizzetta? È più famoso di voi. Tiene ragione. Scusatemi, ma non lo conosco. Lo voglio conoscere però. Te lo faccio conoscere, poi te lo porto a Napoli a fare la cimitiera. Colombo De Martino Nell'Amato, un bacio a Nello da parte mia. Nico Pandetta, Rico Femiano, bello. Un bacio a Nico Joelier, un bacio. Colombo De Martino Maradona. Engi 10, Maradona. Pure questo buono. Come no? Colombo De Martino Bonomo, bello. Che carattere brutto che tiene non cambi mai, ma fai essere tutto e nessuno se vuoi. Ma chi si per forza come sta vita, si me lascia giù saccia, ti vengo a pigliare. Sì, tu diventa bello ogni cosa, e tu mondi in una scatola rosa. Ci stringiamo e diventiamo bambini, tu che scappa e io ti porto cuscini. Mamma mi si stiamo appiccicate, non domanda quando ti hai mangiato. Dindoli e te meglio che non ti tocchi, e non si fuma in da stanze liette. Fabiano Martino Giletti. Colombo De Martino Giletti, tu immagini? Ciao.
Colombo De Martino Pannetta, Colombo De Martino Carmine chi? Colombo De Martini Pausini, wow, ma mi voglio mi stanno allargando. Rocco Hunt. Che hai detto? Colombo De Martino Rocco Hunt. Pure buono. Rocco Hunt pure non è male. Colombo De Martino Paola Pesone. Brava Paola, un bacio Paola. Vogliamo Tina Colombo come terza persona? Come fa la canzone di Paola Pezzoni? Vì? Quale? Qualsiasi. Aspetta. Tu dici. Ce n'è una stupenda. Poi c'è non famola la femmina, che è bella. No. La femmina. L'altra. Maronna mia. Sì, si domanda me. Ok. Ah, si domanda me, dice la verità, non mi fa pensare come che non si domanda me, ce la racconta, che non sono l'amante, sono la verità. Si domanda me, ce la racconta. Na 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 na. Bella, un bacio Paola. Paola è l'8º nano dei 7 nani, lo sai? Com'è? Paola è l'8º nano dei 7 nani. Perché tanto? È bellina. È troppo forte. Ciao Paola, ma noi la sfottiamo sempre per l'altezza perché Paola è bassissima. De Martino Colombo Pirozzo. Pirozzo è palermitano mi sembra, giusto? Sì, Ah. palermitano. Bravo Gianni, bravo ragazzo, e poi molto bravo. Pirozzo. Sì, l'ho sentito. Gianni. Canta Voglio vivere te. Voglio vivere te. Pure senza amore, tutta vita pure. È il tuo sto pezzo, no? Scritto. È scritto per Tina. La prima canzone che ho scritto quando siamo stati insieme. Ma quante canzoni c'è scritta a Tina? Assai. Ma pure quelle che ci sono tantissime canzoni che non sono ancora uscite. Aspetta, è le più belle. Le più belle, sì. Sono le più belle. Sì. Oggi se tu non pensi a Tina non scrivi più un successo. Bravo. Oggi successi. Ma io non riesco più a scrivere cose tristi, capito? Forse perché sono felice, forse perché sto buono. Non riesco a scrivere cose, non lo so, cose negative, capito? Storie brutte, tradimenti, lassatine. Non ci riesco. Un momento di felicità. Bravo. È un momento che dura 5 anni. Daniele De Martino, Toni Colombo e Nenzi. Giorgio da Pistoia, Colombo De Martino Mario Forte, Colombo De Martino Franco d'Amore, un bacio a Franco, che non l'ho mai conosciuto di persona ma so che è una bravissima persona. Colombo De Martino Milk, un latte. Colombo De Martino Cossentino, chi è Cossentino? Colombo De Martino Cavallaro. Che Cavallaro. Beh, l'Angelo Cavallaro, un bacio. Bello Angelo. Uè, Barone, che ma fa? Barone, fai una richiesta, Barone. Colombo De Martino Margioglio. Buono, questo è buono. Il mio grande amico Malgioglio. Colombo De Martino Mimmo Dani. Mimmo Dani pure è bravo, però non è il nostro genere, è un po' diverso. Abbandani in derami. Papel. Forza ragazzi, come lo vedete questo trio? Colombo De Martino Giuseppe Atanasio, Colombo De Martino Natale Galletta. Ancora un scusa. Oh, Colombo De Martino Enzo Conti. Enzo Go. Ma lui era Enzo Go. Enzo Conti, wow. La porterà a ballare. La storia d'ogni sera. Allora, ti posso dare un consiglio? Sì. La fa tu. Sta canzone. Questa qua la devi fare tu. Bella sta canzone. Perché Enzo è bravissimo. Come stai? Immagina che sto qua. Stai sempre là, bevendo solo quel caffè. Allora, mo me la già pigliata sta canzone perché è troppo bella. Enzo Conti. Come si chiama? La Turbo Nera. La Turbonera. Wow, bellissimo. Lui dice che cosa? Lui dice che non ha, possiede una Turbonera. Bene, amo facciamo sentire due canzoni di un amico mio palermitano. Si chiama Enzo Conti. È un ragazzo meraviglioso, amico di famiglia. Ti
grande autore, oh, grande autore. Enzo se ne scriveva lui le canzoni. Un'altra canzone, beh, Enzo, bravissimo. Quando ha scritto poi quella canzone, si non favore, Quello non ci sa io. Non so che cose non facessi più, cercassi non sbaglia più nessuno, non ti facessi più soffrire mamma. Bello, bello. Colombo De Martino Corona. Pure bene, ci sta. Fammi solo dimmi chiamare. Colombo De Martino Alberto Selli. Colombo De Martino Pino Moccia. Chi si sono tutti quelli di Napoli? Colombo De Martino De Martino. Colombo De Martino Pandetta. Colombo De Martino Maria Nazionale. Bello. Va bene, ho visto che ci sono molti che hanno un'idea ben chiara e altri invece che si stanno divertendo a dare dei nomi così. Però io un'idea ce l'ho. Tu? Forse abbiamo la stessa idea, forse ci avviciniamo. Forse. Quell'amico, quello che dici tu, uguale. Che hai detto? Forse pure io l'ho pensato. Forse pure io l'ho pensato. Dai, lo dite in privato. Ce lo diciamo in privato, ha detto Tina. Va bene, sì. Più o meno. Colombo De Martino Calone. Ma poi Marco ieri sera mi ha detto che mi voleva chiamare, stasera non mi ha chiamato più. Stai in diretta con De Martino. Oh, mia sorella, un bacio a mia sorella, amore, ti amo. No, non mi ha chiamato più perché quello mi contattava. Stavo tutto rilassato a casa, Calone. Non sapere niente, Calone. Per tutta la vita resta sempre con te. Tutto il passato si cancella da me. Ci ti manca. Ragazzi, comunque ci sono un sacco di persone che hanno detto un sacco di cose belle, Ti dico, sono che l'uno si 3000 in noi in diretta, come si fa? Ragazzi, che volete sentire? Forza, cantiamo qualcosa. No, aspetta, adesso. No, Luna. È Luna. Colombo De Martino sicuro Pandetta, ha scritto questo. No, sicuro la morte, perché non siamo ancora sicuri. Abbiamo pensato Colombo De Martino Francesco Benigni. Colombo De Martino Fiorellino. Wow, Colombo De Martino Michele Magliocco. Un bacio Michele. Ti voglio bene. Lo sai Michele Magliocco? Come no? Michele Magliocco era di Rostà. L'organizzatore. L'organizzatore. Di Pachino. Allora, poi chiama a Mark. Ha risposto. Amo, entra in diretta. Chi è? Marco Calone. Wow. Marco. Colombo De Martino Barbara D'Urso. Anche papà D'Urso canta. Facciamo cantare lui. Sì. Ferruccio francese. Bambola, sono 22 minuti che non mi dà un bacio. Lo sai? Sì, potrebbe scattare una denuncia penale. Una denuncia penale è bellissima. Bambola, ti amo, sai? Ma come sei diventato dolce? Non ti conoscevo così dolce. La dolcezza è mia moglie, quindi... Non ti ho conosciuto così romantico. E invece sono romantico, lupacchiotto. Bravo. Tina, urgentemente, dammi un bacio su. Amore.
Vita. Tina, Sì, mi stai negando un bacio in diretta? No, non ti sto Vieni qua, negando, dammi un bacio. non lo fare mai. Dammi un bacio, vieni qua. Figurati. Dammi un bacio, vieni qua. Che ti... Non mi dai più in diretta. Aspetta, sì? Ha ragione, siamo in diretta da 194 minuti. Record. Wow, 3 ore e qualcosa. Ah, boh, almeno siamo stati in compagnia, Vita. Sì, devo fare benissimo. Pizzetta, o no? De Martino Colombo, da Leo tutta la vita. Pizzetta in diretta. Pizzetta in diretta. Ti vogliamo vedere Tina non scappare. È stanca, ragazzi, ha ragione. Sta tagliando i capelli di Tina, è qua. Sta tagliando i capelli di Tina. Tina, perché ti tagliati i capelli? Dove ci siamo Te lo vado a fare. Daniele, Cre- che hai detto? Ci siamo litigati con il barbiere. Tutto chiuso, tutto, non c'è nessuno. Va bene, ragazzi, che facciamo? Ci andiamo a coricare forti? Forte, forte. Ragazzi, vi mando un grande bacio a tutti. Daniele, ti voglio bene, ci sentiamo domani. Un bacio, ci sentiamo. Organizziamo questa bella cosa. Se siete contenti di questa cosa, spargete la voce. Scrivete, aggiornateci chi avete scelto per duettare insieme a noi. Dopo il coronavirus del Martino Colombo è punto interrogativo. Fate così, fate una storia, ok? Ci taggate, a me e a Daniele, fate @ Tony Colombo TV, @ Daniele Di Martino Official e poi taggate il terzo e scrivete per me il terzo nome è questo e taggate l'artista. L'uscita sarà fine aprile, maggio, Non lo sappiamo, non diciamo niente. più presto possibile, così finisce il coronavirus. Speriamo intanto che il coronavirus lo annientiamo, questa è la prima cosa più importante. Va bene? Ricorderemo questo, il coronavirus ha portato questo duetto. Il coronavirus ha portato il duetto, bravo. Quindi una cosa buona l'ha fatta sto coronavirus. Ci ha fatto stare a casa e ci ha fatto stare vicini in questo modo e magari ci esce pure una bella canzone. Ti voglio fare salutare una persona che è qui a casa con me e che ci teneva tanto a salutarti. Vediamo se lo riconosci. Ok? Vediamo, vai. Ciao Tony, Come stai? bene, tu? Bene, benissimo. Abbiamo passato altre 3 ore e mezzo così, come fa? Io sono stato qui ad ascoltare, Bene, mi fa piacere. Speriamo di vederci presto. a disposizione, un bacio, ciao. Un bacio a te. Dani, ci sentiamo domani allora, va bene? Dimmi in privato chi pensi tu. Va Chi bene. penso io. Ok. Buonanotte. Ciao Daniele. Buonanotte a tutti. Ciao. Ragazzi, io invece vi voglio salutare così, vi mando un bacio grande, vi do una buona notte. Nonostante siete 3000 in diretta, anche stasera abbiamo superato le aspettative, perché 3000 persone fino all'una di notte, ragazzi, è veramente pazzesco. Non ce lo aspettavamo, devo dire la verità. Questo è il terzo giorno di seguito che facciamo questa bella diretta per stare un po' in compagnia, cazzeggiamo, cantiamo, ci divertiamo e ovviamente non dimentichiamoci l'emergenza che ci sta in questo momento mettendo a dura prova, direi. Oggi ci sono stati altri morti, altre persone che sono state contagiate, è scoppiata l'emergenza anche in Svizzera, Spagna, Francia, tutti coinvolti, quindi la Germania ancora peggio e niente, speriamo che vada bene, va bene? Andiamo a dormire con la speranza che domani ci svegliamo con una bella notizia, magari un piccolo miglioramento. Ragazzi, vi auguro una buona notte a tutti, vi voglio un mondo di bene e baci da parte mia. Intanto amici di YouTube, vi mando un bacio, vi stacco prima voi e poi stacco Instagram. Un bacio, buonanotte da parte mia e di mia moglie, della mia famiglia, ciao. E poi